Buongiorno a tutti e benvenuti all'altra domenica. Siamo qui e buona festa della donna a tutte le donne. Sì. Buona festa della donna, Gipi, allora. Grazie, avete visto la trasformazione di settimana di Eva, si è trasformata in Eleonora Mazzari. Adesso vogliamo vedere chi è che si è trasformato in Eva. Alessandro, sei tu Eva oggi? No. Non era lui? Ah, è Francesco Eva? Quello lungo. O è Mirna, o è Alice, o è Marco. Gemma, dove è finita Eva? Non lo so. No, io tra l'altro non vedo niente, gli occhiali da sole su perché il vestito di Eleonora mi acceca da così sbrilluccicoso e bello che è. Perché oggi... ma visto che è assente Eva, devo brillare per due oggi, Ah, quindi ecco. mi Allora... devo impegnare tantissimo. Allora, buon pomeriggio a tutti, abbiamo lo studio falcidiato tra impegni dell'ultimo momento, malattie varie, e allora siamo in pochi ma come sono quelli buoni, no? Pochi ma buoni. C'è una bonazza, due bonazze, tre bonazze. Tu Alessandro non devi mai sentire quello che dico quando parlo di Mirna, ecco, perché poi potremo anche, visto che è tutto certificato su WhatsApp, potremo anche leggere dopo, no? I messaggini che ci siamo mandati in settimana io e Mirna. Ah sì, facciamolo. Sei sicura? Sì. Sì? Tanto parlavamo di loro, per cui voglio Sì, dire. parlavamo, vabbè, sì. Vabbè, potremmo registrare, sai che adesso c'è la storia che si registrano anche le telefonate, no? Continuamente, sai che... Sì. Dovremmo farlo. Soprattutto quella di ieri sera, no? Ecco. Come vengo vestita? Non dico che cosa... Non si può dire. Che cosa ha descritto. Allora, buon pomeriggio a tutti naturalmente, siamo qui pronti per seguire insieme, come vedete, in sovraimpressione, ad aggiornarvi sia a questa bellissima partita di Lega Pro, importantissima per gli amici del Pordenone, ovvero sia Pordenone Alessandria, e ovviamente poi seguiremo Udinese Torino. Ma mentre aspettiamo i primi collegamenti, cara la mia Eleonora, vediamo chi sono gli ospiti presenti in studio al momento, perché forse ne arrivano anche durante la puntata. Io ero così comoda che, vabbè. Ti sei addormentata? Sì, un pochino, perché ho fatto un po' di festa questo weekend, quindi... Vabbè, dopo approfondiamo la festa di Eleonora Mazzari. Allora, io devo dire una cosa, oggi Sì. Gipi, per mettermi alla prova, ha stampato solo metà dei nomi, cioè No, è metà stato- in verticale. Veramente oggi ha stampato la Gemma che fa finta di non ascoltarci. Ah, vuoi, ecco. vuoi boicottarmi, Gemma? Esatto, Benissimo. esatto. Comunque abbiamo, tento di andare in A naso, vai a naso. ordine. Allora, Marco Lucchini, DJ ed esperto di calcio e tifoso della giornata. Che è lui, della suppongo. giornata, ovvero sia Granata. Perché è scritto Granata e non giornata. No, Benissimo. ma allora io leggo solo nata. 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 Giornata, No, granata. Allora, scusa visto Eleonora, ho stampato io, ma vorrei dirti che tu hai la stampa, io me ne sono scritta a matita, tutte le mie cosine. Forse Perché... hai una grafia più chiara, però. Io qua non leggo lo so, nata. la stampante non va, non è colpa mia, è colpa della relazione di Io qua stavolta leggo di Udine. Rucchini nata. Nata, ecco, Rucchini nata. Allora Marco è uno dei più famosi DJ, ha fatto anche la storia dei locali in Friuli Venezia Giulia e non solo, anche nel Veneto, e visto che io e lui spesso e volentieri ci stuzzichiamo, no, sul calcio, sull'Udinese e sul Torino, quale migliore occasione per averlo in studio e avere appunto... Hai già buffato ieri. Ho già guffato ieri, perché ieri ho detto che l'Udinese perde secco oggi con 2-0. col Vuol dire Torino. che Ecco, succederà Gemma. il contrario. Gemma. Sì, abbiamo il nostro primo collegamento, ovviamente non è Moreno Burlina, perché il primo collegamento non può essere fatto con qualcuno che scorda il cellulare da qualche parte o non lo sente. Il primo perché allo stadio, collegamento... Moreno allo stadio Certo. a vedere Pordenone Alessandria, ecco perché bisogna farlo suonare a lungo, mi ha detto. Ah, va bene, Sì. ok. Ma il nostro primo collegamento diritto viene fatto con il nostro Maurizio Mazzon, a cui tanto vogliamo bene e che ci parlerà della partita Fontana Fredda. Allora, intanto sei in una bellissima località, una ridente cittadina, è vero Maurizio? Favolosa, Favolosa, l'impatto ecco. ambientale è ottimo. Ecco, senti, c'è anche bel tempo anche lì come da noi? La giornata è splendida, di sole, ci sono 12 gradi, c'è un po' di aria, ma bellissimo, tutto molto bello. Ecco, allora è una partita particolarmente importante, no? Questa oggi perché giocate con una squadra che insomma le ultime giornate non è andata così bene e soprattutto c'è da, diciamo così, ribaltare, no? quel blackout di 7-8 minuti di domenica scorsa, quei 3 gol presi inopinatamente, senti che aggettivo, inopinatamente. Cultura oggi. No, certo, i 3 gol di domenica speriamo che pesino meno di quello che secondo me peseranno, perché hanno, secondo me, a livello personale, hanno intanto alzato la quota salvezza, perché abbiamo giocato con una che è sest'ultima, quindi si è alzata la quota salvezza, e dopodiché
probabilmente ci fa perdere qualche sicurezza rispetto a quelle che avevamo fino a 7 giorni fa, insomma. Ecco. Certo. C'è qualche variazione nella formazione che scenderà in campo a Drò rispetto a domenica scorsa? Sì, torna in linea difensiva Massimo Malerba, il capitano, e manca Frison che si è infortunato in settimana, e manca anche Ortolan, l'esterno di destra, che è squalificato, quindi gioca Cao. La linea difensiva è composta da destra, sinistra con Cao, Malerba, Torzetto e Roveredo. Bene, vuoi dirci qualcos'altro? Non so, se sono belle fanciulle a Drò, che magari facciamo un giro anche noi? No, guarda, puoi farlo quando vuoi, perché veramente la qualità del il parco donne è sicuramente elevata. Ecco, è bello perché nel giorno della festa della donna la qualità del parco donne non è niente male, no? Voglio dire, complimenti, grande. Esatto. Senti, ma voi avete qualche donna al seguito o siete tutti maschi lì? No, rigorosamente tutti i maschi, il mister non vuole nessuno in Corriera, già mi truffolo io che vuole solo la squadra del seguito e basta. Ho capito. Quindi le donne qua arriveranno dopo con le proprie macchine. Con le proprie macchine. Perfetto, allora naturalmente un in bocca al lupo agli amici del Fontana Fredda in questa importante trasferta di Drò. Maurizio, a partire dalle 14:30 ovviamente linee aperte per seguire in tempo reale tutto ciò che succederà appunto a Drò. D'accordo, arrivederci, grazie. Grazie Maurizio Mazzon, il nostro classico collegamento. Stiamo andando in maniera altalenante con Maurizio, perché a volte gli portiamo fortuna, a volte gli portiamo una gramma della Madonna, come appunto è successo purtroppo le ultime domeniche, ma Fontana Fredda ha tutti i numeri per poter mantenere la categoria anche dopo le dichiarazioni sia del presidente, che ha ovviamente confermato l'allenatore di Fontana Fredda, che è veramente un bravo mister. Proseguiamo con gli ospiti. Con gli ospiti, visto che si parlava di parco donne, Sì. allora anche noi giustamente. Guarda che tu dovresti fare la parte della... Cioè, io potrei dire questa cosa, ma non tu, Vabbè, ma a forza di star con te, tu dici- cosa devo Tu fare? dici che le mele sane marciscono vicino alle mele marce. Cioè, non ormai mi hai viceversa. portata al tuo livello. Signora. Sta diventando un maschiaccio. Un maschiaccio? Beh, ma lei è un po', cioè lei è molto donna, però come carattere è un po' maschiaccio, Sì, come carattere parliamone, ecco. Andiamo avanti È con per gli questo ospiti. che andiamo d'accordo. Esattamente, sì. Comunque abbiamo una bellissima modella, Alice De Sabata, benvenuta. Buon pomeriggio Alice, grazie di essere qui. Allora, quando è entrata, Sì. ho detto, sei anche senza tacchi, perché dopo faccio il giacchetto che faccio di solito e mi metto vicino a lei, senza tacchi. Pensa se si mette i tacchi Alice cosa succede? L'hai vista? Lei è alta senza tacchi come te coi tacchi. Non è che io sia 1,50 m, Lei però è lei che è alta. Oltre che essere bellissima e altissima. Sì, io sono un onesto 1,70 m, per cui non è che stiamo parlando... Cioè, lei è molto alta, insomma. Cosa vuoi? Andiamo avanti con gli ospiti. Aggrappati. Stai buono, stai Andiamo buono. avanti con gli ospiti. Abbiamo un'altra bellissima donna, Mirna Brancotti, cantante, musicista ed insegnante. E gnocca, perché si vede, lo potete vedere. Oggi è venuta vestita abbastanza come l'ho chiesto io ieri. Sei abbastanza in linea con le mie richieste. Guarda, volevo mandarti un messaggio e chiederti, fa freddo? Perché di solito, siccome ci sono le luci, eccetera, si usa il clima perché l'aria fredda, no? In televisione. E quindi ho detto, se vado un po' scollata mi prendo... qualcosa. Che non puoi, perché martedì abbiamo un grandissimo appuntamento Infatti. di cui parliamo dopo. Esatto. Ferma lì Eleonora, perché abbiamo Gemma col microfono in mano, che poi oggi è la festa della donna, chissà cosa fa. Prego. Ecco, vorrei fare tanti auguri ad Antonello Venditti perché oggi è il suo compleanno. Ah, ecco. Per me questa è l'unica festa di oggi. Esatto. E allora, abbiamo in collegamento, io vorrei lo presentasse Eleonora, è che lei potrebbe sapere chi è. Dennis, da San Vito? È Daniel! Daniel, è uguale, dai. Per parlarci di San Vitese e oltre c'è Daniel. Però ho indovinato il paese. Sì, Beh, San Vito l'hai indovinato. Buon pomeriggio Daniel. Buon pomeriggio a voi e buona festa a tutte le donne Sì. presenti in studio e tutte quelle che ci ascoltano. Sì. Grazie Qui Daniel. prego, qui al Comunale di San Vito non ci sono ancora spettatori, sembra terreno deserto. Beh, comincia alle 15, ricordiamo che l'eccellenza comincia alle 15, non alle 14:30 come la Serie D, ecco. Speriamo, dai, in questa bella giornata non siano andati tutti al mare, ma vengano a vedere questa San Vitese che oggi speriamo che dovrebbe essere, tra virgolette, sulla carta una partita facile, speriamo che riusciamo a portare a casa i 3 punti. Ecco, io dubiterei, sai perché? Perché a livello di statistica non è possibile che una squadra perda sempre.
che non fosse la volta che la statistica appunto salta fuori, no? Perché è così che funziona, non è possibile, no? È una questione proprio matematica. Prima o poi l'oltre deve vincere. Speriamo, dai, speriamo che... Sì, non voglio portare gramma, Daniel, per l'amore di Dio, per gli amici di San Vito, ecco. Ok, per le formazioni non me le hanno ancora consegnate, magari ci sentiamo nei prossimi collegamenti. Benissimo, perfetto. Ricordiamo appunto a San Vitesimo Oltre con Daniel, il nostro corrispondente dal comunale di, ricordiamolo, Prodolone, questa splendida località alle porte di San Vito al Tagliamento. Grazie Daniel, a più tardi. Grazie a voi, grazie a voi. Ecco, allora, San Vitesimo Oltre, poi naturalmente vedremo i cartelli con tutte le categorie che seguiamo oggi, quindi la Serie A, la Lega Pro, la Serie D e l'Eccellenza. Gemma, c'è qualcuno al telefono? Secondo me aveva ragione Daniel, sono tutti al mare oggi. Sono tutti al mare. Ma oggi. secondo me sì, con questa giornata. Sì, è proprio una bella giornata. Allora, se non abbiamo collegamenti, proseguiamo con gli ospiti, due grandissimi musicisti. Però uno me ne hai segnato. Perché allora, facciamo il gioco di come si chiama lui. Allora, Alessandro Dri. No, Alessandro Dri, che sai chi batterista, percussionista, insegnante ed esperto d'arte. Esperto d'arte. Ho indovinato la parola, anche se era scritto solo to d'arte. No, rto d'arte è scritto. Abbiamo anche rto oggi. Abbiamo anche rto d'arte. Quindi... Ecco. Ciao a tutti. Ciao, grazie Alessandro di essere qui. E poi? Dai, prova a indovinare come si chiama. No, so quel bell'uomo. So che me l'hai detto prima, ma non ti ho ascoltato perché pensavo fosse scritto e ho detto sì. Come il tuo solito non mi ascolti. Esattamente, quindi... Francesco, e poi? De Gregori, no? Francesco De Gregori? Mi piace, bello. Ti piace Francesco De Gregori? Ecco, vabbè, non mi ricordo neanche il cognome. Zanin. Francesco Zanin, che è un chitarrista, anche lui insegnante di musica, e ha la fortuna di suonare insieme a Mirna Brancotti. Che per me è una fortuna suonare con Mirna. Ma non per le doti artistiche, per altri motivi, ovviamente. questo è chiaro. Giusto per... guarda, puoi alzarti per favore, che ti vedono bene a casa? No, dai, per farmi una cortesia, alzati. Ma dopo si alzano un'ora e... Cosa? Sei bellissimo. Ecco, guardate che bella donna che Mirna... Sei anche dimagrita? No, magari. Ma secondo me sì. Sto tirando dentro la pancia. Guardate che bella donna che è Mirna. Grazie Mirna. Poi è bello invitare Mirna perché è molto divertente. Cioè, accetti sempre gli scherzi. Sì, anche... certo. Prima o poi dobbiamo registrare le nostre telefonate. Sì, perché sono particolarmente stupide. Sì. No, beh, voglio dire... Con un esemplare come te. Benissimo, è un piacere. È quello che dico io, GP, cioè tu tiri tutti al tuo livello. No, ma io devo capire perché avete tutto imparato dalla Gemma. Gemma, hai cosa è successo? No, scusa, stavo parlando al telefono con Fabio, quindi non ti stavo ascoltando assolutamente. Vedi, c'è Fabio Campagnol per parlarci della partita Tolmezzo Cerlin Smuzzane. E allora, dopo la vittoria di ieri del Monfalcone sull'ESM Gradisca, poi vedremo appunto i cartelloni, i tabelloni. Obbligo di vincere in quelli di Tolmezzo, caro il mio Fabio. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori e un augurio a tutte le donne presenti in studio che non vedo in quanto sono in macchina e col fratello del presidente stiamo andando su in quel di Tolmezzo. Sì. Dove io non dico che oggi dobbiamo vincere per forza, però insomma, sarebbe un bel segnale, ecco. Direi di sì, anche perché ricordiamo, grazie dell'informazione che mi hai mandato in settimana, che diciamo lo scontro, io direi quasi decisivo, se non decisivo, ci sarà tra 2 sabati in anticipo, ovvero sia il 21 marzo, quando voi, gli amici del Cerlin Smuzzane, andranno dagli amici del Monfalcone per questo anticipo che deciderà, Fabio, è lì che si gioca la testa dell'eccellenza. Allora, io ti sentivo un po' a scappi Giovanni, ma confermo che UFM Cerlin Smuzzane si terrà sabato 21 marzo. Esatto. Invito tutti quelli che possono venire insomma ad assistere a una gara che sicuramente sarà bella, un incontro decisivo. Detto questo, io continuo perché da quando mi sono dichiarato che non lottiamo più per la salvezza abbiamo raccolto non tanti risultati positivi, quindi io ritorno, ho avuto il diktat del presidente a ritornare modesto come... Ah no, pensavo di ritornare a parlare di salvezza, credevo. Sì, no? Di salvezza, esattamente. Ecco. Va bene, allora Fabio naturalmente anche con te a partire dalle 15, che poi forse, adesso non lo so, perché noi abbiamo sentito anche gli amici del Monfalcone, probabilmente
ci saranno anche loro a Tolmezzo a spiarvi. Va bene. Sarebbe carino come cosa, anche perché, beh, penso che li conosci, sono persone molto molto simpatiche, tra parentesi. Ecco, sparito perché sta andando a Tolmezzo, sarà in qualche galleria e vabbè. Va bene, collegamento naturalmente per seguire questa importantissima partita appunto di Charlis Muzzane che gioca a Tolmezzo. Allora, visto che parliamo in eccellenza, andiamo a vedere, non ho salutato Maurizio ed Enrico in regia, scusatemi, Maurizio al controllo camere, Enrico in regia, scusatemi, ma è colpa di Eleonora perché ha cominciato lei la puntata, doveva salutarli lei, vedi lo scaricabarile che facile che è. Allora, se appunto dalla regia mi danno un aiuto, che vediamo quella che è, partiamo dall'ultima categoria che seguiamo, ovvero dall'eccellenza, perché ieri ci sono stati 3 anticipi in eccellenza, 3 anticipi molto importanti, eccoli qua, vedete, Manzanese Virtus Corno a sorpresa. La Virtus Corno è andata a sbancare Manzano per 3-1, 13° Gemonese 1-0, sempre peggio per la Gemonese, e come dicevo in collegamento con l'amico del Charlis Muzzane, l'UFM Monfalcone ha vinto perentoriamente, senti che italiano aulico, perentoriamente, erano 50 anni che non sentivo questa parola, 3-0. Non avevo dubbi. Su ISM Gradisca. Giusto per collegarci GP a lietare il vostro pomeriggio? Pensavo no? sui 50 anni, credevo. No, molti di più con i termini. Quindi? Abbiamo un altro collegamento. A lietare, non avevo colto. A lietare, sì, no, ho vabbè, capito, ma sì. perdi colpi, non c'è problema, ci sono abituata. Così. Allora, abbiamo il nostro Franco Tugliac, che tra l'altro mi ha detto, sai, ma ho visto il collegamento, però la Tugliac con la K sarai tu? Colpa mia, perché avevo scritto io con la K, non sapevo come si scriveva il suo cognome. Comunque c'è lui che ci parlerà della partita Cordenons Zaule. Cordenos Zaule, caro il nostro amico, è difficilina buon oggi a pomeriggio. Cordenos, vero? A Cordenons oggi è una giornata primaverile bellissima. Sì. Intanto mi sono dimenticato prima di fare gli auguri della festa delle donne. A Gemma mi sono dimenticato, adesso chiedo venia, gli faccio gli augurissimi. Auguri a tutte le ascoltatrici. E come detto, qui a Cordenons è una giornata primaverile bellissima. Il campo è un po' duro, visto specialmente davanti le porte c'era il fango, adesso è una specie di asfalto, ma insomma speriamo che la partita si svolga regolarmente, che nessuno si faccia male. E per noi è una gara importantissima, la Gemonese ha perso, se noi riuscissimo a fare un po' di punti oggi non sarebbe male, un po' di punti, uno è poco, un po' di punti, speriamo 3. Che dire, noi siamo al completo, abbiamo tutto l'organico e speriamo di fare una buona gara. Certo, benissimo. Allora, naturalmente durante il corso della partita, a partire dalle 15, collegamenti anche con Cordenons per seguire appunto Cordenons Zaule, che è una partita molto importante sia per la testa, vero, che per la coda della classifica. Certo. In tutti e due i sensi. Bene, benissimo. a dopo. A dopo, grazie. Nel frattempo ci fanno vedere la formazione dell'Udinese. Rientra Pinzi, buone notizie ad Udine. E in attacco, pensate, prima punta di Natale con Conè, come si dice? E Terò in panchina. Detto con non lo so, ma sai che io ho un macarone, per cui sì, non sono una fonte affidabile. Sì, ma tu non è che lavori a Parma, all'Inter, a Milan. Se lavoravo a Parma era problemi. Ecco, sì, tu lavori all'Udinese, con l'Udinese Academy, come fai a non sapere come si chiama un giocatore di calcio? Dell'Udinese, posso capire che non sai come si legano quelli di Torino. Vabbè, Conè come me, Mazzari mi giro comunque, non è che purtroppo per noi giocano, che saranno sicuramente i migliori in campo, sia Padelli che Quagliarella. Che Padelli farà il fenomeno, perché succede sempre così quando arrivano gli ex ad Udine, no? Sì. Padelli farà il fenomeno in porta e Quagliarella farà la doppietta. È un classico. Continua a gufare, Marco. Ma oramai per noi dell'Udinese bisogna solo gufare. Però Padelli Carnesis oggi è buon duo. Sai che io coi portieri c'ho fili. Vabbè, tu eri un attaccante, Gipi, è per quello che il nostro amore non può funzionare. Io quando giocavo a calcio, nel frattempo finisce a Palermo. A Cesena. A Cesena, scusami. A Cesena è finita 0-0. A Cesena 0-0. Allora, vediamo anche tutto la Serie il A. Programma della Serie A, grazie anche alla regia con il contributo. Allora, ieri si è giocato in anticipo Sampdoria-Cagliari che è finita 2-0. Si è giocato anche Milan-Verona che è finita 2-2 con tutte le varie polemiche per la panchina che mi sono susseguite. Si è appena... È vero?
Dai, oggi non si parlava d'altri. Povero Pippo. È così carino, un bell'uomo Pippo non lo sa. E poi, beh, un bell'uomo però Pippo Inzaghi. Anche se è un attaccante, un bell'uomo. Sì, no. Sì, non è un portiere, che tu vuoi un portiere, ma insomma. Vabbè, io aprirò le mie, faremo un reality l'anno prossimo. Un reality. Le mie selezioni. Allora, Si è finita appena adesso. Cesena-Palermo, che si è conclusa 0-0, alle ore 15 inizieranno le gare, aiuto, Chievo-Roma, Empoli-Genoa, Parma-Atalanta e Udinese-Torino. In posticipo stasera avremo Napoli-Inter. Bella partita questa, Napoli-Inter. Infatti io stasera uscirò perché gioca l'Inter. Vabbè, È vero. non è un mio problema. Io ti informo, sai mai. Domani alle ore 19 si giocherà Lazio-Fiorentina e questo spezzatino di campionato finirà domani alle 21 con Juventus-Sassuolo. Ecco. Allora, questa è la Serie A, naturalmente legata alla Serie A. Cosa facciamo noi la domenica pomeriggio? Il gioco. Che brava. Vedi? Quasi quasi non chiamo neanche più la Eva. Che come si chiama? L'un per due. Sei bravissima. Son Io so già anche che tu sai le partite di oggi. Ah no, non Beh, le so, ovvio. però una a buon senso sarà Udinese-Torino. Una è Udinese-Torino, esatto. E l'altra è Sassuolo-Lazio. No, hai sbagliato cartello o te l'ho messo sbagliato io. Ho letto solo la seconda. Perché abbiamo scelto appunto, visto che il Parma torna a giocare, di rimettere il Parma-Atalanta. Parma-Atalanta, queste due partite appunto. Ma Vediamo. oggi mi state facendo i test di difficoltà, non lo so, non mi scrivete le parole, mi mettete È i globi sbagliati. l'esame di maturità, dai. Visto che sei Non da passo- sola oggi. Sono Anzi, passati anni dall'esame di maturità. voglio salutare la Eva che non è potuta venire perché è impegnata con l'altro lavoro, il principale che fa ovviamente. Ciao Eva. Ciao, allora, Eva. le partite dell'1x2 di questo pomeriggio sono, ripetiamolo, Udinese-Torino. e Parma-Atalanta. Queste sono le due l'abbiamo partite. fatta. Esatto. Che cosa si vince? Ferma lì che lo diciamo dopo perché c'è Gemma. No, GB, allora adesso non abbiamo un collegamento per quanto riguarda i campi di calcio, però tu è un po' di tempo che prendi in giro una persona perché la sua squadra perde sempre, perché non vince mai. Domenica scorsa l'Udinese cosa ha fatto che non mi ricordo? Perso. Ecco, allora c'è un contributo dalla regia, c'è il nostro Loris Britti. Sì, Loris Britti. Sì, Loris Gol, Britti. gol, Cesena, gol. Intanto non ne avete fatto neanche uno oggi. Oggi abbiamo pareggiato, abbiamo mosso la classifica, abbiamo preso il Cagliari. La scorsa settimana una bella randellata all'Udinese, 4 punti in 2 partite, non li vedevo da 16 anni. Sai cosa però? Io ho visto che tu eri col tuo compagno di merenda Andrea Coloredo, eri a Cesena a vedere la partita, no? Soprattutto hai visto una gran bella partita, bella. Bellissima, guarda, da parte tanta mia roba, bellissima. È una partita Da parte mia bellissima, guarda, oggi il Palermo ha fatto la stessa partita dell'Udinese, non è riuscito a fare niente, quindi un motivo ci sarà se vengono a Cesena e non fanno niente, perché adesso la squadra è un attimino più quadrata, il mister Di Carlo è riuscito a fare dei lavoretti abbastanza buoni e la squadra è più compatta, poi col nuovo acquisto Mudingai siamo riusciti a rinsaldare un pochino il centrocampo, quindi non è così facile. Ovvio siamo una squadretta da bassa classifica, però insomma adesso almeno ci sono le palle, capito? Sì. Ma tu pensi che riuscite a salvarvi? Assolutamente no, però ci spero. Ah, ecco. almeno Perché, sei scusa, onesto. adesso GP abbiamo preso il Cagliari, siamo a 3-4 punti dal Chievo, perché Sì. non devo sperarci? A 5 dell'Udinese. Anche quello è vero. 8. 5 a 8. Vediamo No, la classifica siamo a di sette Serie A. Aspetta, punti. fermo lì. Vediamo la classifica della Serie A, 28. naturalmente non aggiornata. Dunque, il Cesena va a 7 punti dall'Udinese. a 20 punti, l'Udinese ha 28, manca una partita per l'Udinese, quindi sì, 8 punti, Sì. 8 punti 8 di punti, distanza. Questa sera che- saranno 11. perché 11? Perché Perché tu l'Udinese dici che fa l'Udinese tre vince vince col Torino. l'Udinese, no? Ma io ci spero, ma ho seri dubbi sinceramente. Ascolta, gioca anche tu con noi al gioco 1 per 2, Loris. Allora, Parma-Atalanta. Parma-Atalanta, io sarei su una X tendente all'1. 1. Una extra, perché tu dici che c'è la sorpresa dei giocatori del Parma che vogliono... Ma secondo me oggi ci mettono tutto quello che hanno. Certo. E Udinese-Torino? Udinese-Torino secondo me c'è la sorpresa, 1. Mi piace perché hanno che la sorpresa è la vittoria dell'Udinese, non la vittoria del Torino. Sì, Questo sì, è bello. ma perché il Torino è veramente in palla adesso. Sì, è una... Da quella è la sorpresa. Sì. Vabbè, speriamo che tu abbia ragione.
Per una volta. Speriamo, dai. Speriamo. Beh, in casa le bottiglie di vino te le porto io personalmente, tanto perché me le porto a casa se astemio, quindi te le porto. Esattamente, e no, me le volevo torno a invitarti a portare. casa a mangiare una roba e ti offro il vino. Questo, sì, esatto, perfetto. Senti, c'è Irene lì? Sì, c'è Irene, ancora per poco sta andando al lavoro. Salutamela tanto e dale un grande bacio da parte di tutti noi. Va bene, un augurio a tutte le donne che sono in studio. Grazie, grazie a Loris. Ciao Loris. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao Loris Brighi, grandissimo anche lui cantante, musicista, eccetera, eccetera, eccetera. Io so che Alice, ad esempio, è molto brava, sa tanto di calcio, perché tra parentesi era andata anche per poter, ci raccontava prima, fare il, come si chiama, il casting, quello che fanno per le modelle ad Udine, per le hostess? No, come si chiama quando tu vai a... No, è un colloquio. Colloquio. Che ne so io? Fermi lì, Gemma. Abbiamo un altro collegamento per parlare di calcio, per parlare della partita Chions-Vesna, c'è Giampaolo Sut. E allora Giampaolo, buon pomeriggio e benvenuto. Sì, buon pomeriggio anche a voi. Allora raccontaci la situazione di questa partita. Sì, siamo alla prepartita appunto di Chions-Vesna, un Chions chiaramente oggi che deve trovare la strada della vittoria possibilmente contro un Vesna caricatissimo proveniente da 3 vittorie consecutive. Chions però purtroppo oggi deve fare a meno di Denadai, infortunato, Paciulli infortunato Paciulli squalificato e Benedette che è rientrato questa notte dalla gita scolastica, quindi deve fare a meno di 3 ledine importanti, però il Chions oggi è sicuramente determinato per portare a casa possibilmente l'intera posta. Come vi dicevo, il Vesna viene a 3 vittorie consecutive, quindi un Vesna chiaramente in salute, un Vesna che naviga nella terza posizione, sicuramente alla ricerca del secondo posto per poter poi accedere eventualmente ai playoff. Vi do anche lettura delle formazioni che scendono in campo qui a Chions oggi. Certo. Il Vesna si schiera con il numero 1 Cardi, 2 Kerpan, 3 Potenza, 4 Cipracca, 5 Abdic, 6 Skrbina, 7 Toffoli, 8 Bosicic, 9 Bubnic, 10 Muisan, 11 Stanic, allenatore signor Zanuttig. Il Chions si schiera con Perucchi in porta, 2 Vettoretto, 3 Stasiotto, 4 Favero, 5 Pighin, 6 Candussio, 7 Zusso, 8 Micheli, 9 Berrillo, 10 Attà, 11 Osagera, allenatore signor Bernardo. Arbitro l'incontro signor Martino di Latisana. Per il momento è tutto, grazie a voi la linea. Grazie mille. Allora più tardi nel frattempo faccio l'equilibrista io. Più tardi naturalmente collegamento a partire dalle 15 per seguire anche Chions Vesna. Nel frattempo stanno scendendo in campo le formazioni a Pordenone per Pordenone Alessandria. Ecco compare. È bello che funziona bene, no? Il collegamento web. Facciamo i complimenti a SportTube che gestisce appunto le... Guarda che bella immagine ci ha risposto. Come scusa? Con che immagine ci ha risposto e la scritta di livello. No, vedi la fluidità del segnale. Pordenone scende in campo con la classica tenuta nero-verde e l'Alessandria con la classica tenuta. Alice, che maglia ha l'Alessandria? Tu che sei espertissima di calcio. Azzurra. È grigia. Grigia. Questo è daltonismo, È grigia. Sono i grigi. Li chiamano i grigi. I grigi. Lui che è piemontese, perché vabbè, abita in Friuli da una vita. Magari anche la tua seconda squadra, Alessandria, spero di no. No. Perché sarebbe tutto contro di noi oggi, Marco, no? Se fosse Torino e Alessandria sarebbe il top. Pensavo ci fosse più gente a Pordenone al Bottecchia e invece non mi sembra, vabbè, non si vede la tribuna. Mi sembra di vedere un nutrito gruppo di alessandrini. Sulla sinistra, eccoli lì infatti, sì. Insomma, dai. I famosi mandrogni si chiamano, ecco. Sappiamo che i tifosi dell'Alessandria, no? Cara Mirna, tu sapevi naturalmente che si chiamano mandrogni. Certo. Perché mandrogni significa... Boh. Ecco, perfetto, esatto, quello significa. Allora, io direi, prima di far giocare anche i nostri amici e di ascoltare ovviamente, perché non è che Mirna è venuta qua solamente a farsi vedere quanto gnocca è, canterà per noi ovviamente, insieme a Francesca ed Alessandro. Che mi viene meglio. C'è la Gemma col telefono in mano, mi fa paura. No, ci sono arrivati, volevo salutare un paio di persone. Certo. Uno è il nostro Marco, lo speciale inviato per la Triestina. Sì. Sai? E poi un altro, Dennis, che dice: Eleonora ha un vestito bellissimo, super gnocca. Sì. Grazie Dennis. Ecco il Dennis che ho invocato prima anziché dire Daniel. Sarà un segno del destino. Ah, ecco. hai capito. Che dire, Dennis, una curiosità mia. Se giochi o se giocavi a calcio, per caso facevi il portiere? No, perché in quel caso Eleonora sarebbe molto interessata a te, vero?
Sì, tu ti ricordi che mi dai una mano a traslocare da casa dopo, perché divorzi. Non è un problema. Non è un problema. Allora, ricordiamo il gioco l'1x2 di questo pomeriggio, cara Eleonora. Certo, l'1x2 di questo pomeriggio con le partite Parma-Atalanta e Udinese-Torino. Dovete indovinare il risultato delle partite, se 1, X o 2. In premio abbiamo 6 bottiglie di vino, Sì. 3 di Tokai e 3 di Merlot, spero. Sì. A etichetta Pascià, il Perfetto. nostro sponsor. Benissimo, allora noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, poi ci sarà la grande musica, Alice ci darà i suoi pronostici, Mirna ci darà i suoi pronostici, soprattutto Alice ci svelerà qual è il giocatore col quale è fidanzato. Perché noi abbiamo scoperto fidanzata, vabbè. Dai, Era un doppio scoop, se no, Perché Alice è fidanzata con un giocatore. Certo. Vedi che io so tutto, Alice. Allora, cosa facciamo, Ele? Sì, dai, ci vediamo tra poco. Ci vede? Sì. Posso dirlo che lo prendevo in giro l'altra volta, Eva? Che Dai. Reclam. Ma no, non si dice reclam, ci vediamo tra pochissimo, grazie. Carosello. L'altra serata, il nuovo spettacolo ed una nuova trasmissione da vivere tutti insieme. Martedì 10 marzo al Black Lantern, Aviano, le splendide voci di Silvia Smaniotto, Mirna, Serena Rizzetto, sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare, la danza, il cabaret, presenta e non solo Enrico Pellizzari. Martedì 10 marzo, ore 21, The Black Lantern, Aviano, e su TPN Telepordenone il primo show domenica 15 marzo, ore 21:15. A marzo sbocciano folli occasioni. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Lavatrice Smeg classe A+++, meno 50%. Inverter 8 kg a 599 euro invece che 899. E tante altre occasioni shock. Solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Narduzzi Mobili, ultimi giorni, ulteriori ribassi, sconti fino al 70% su cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, bagni e complementi. 3.000 metri quadri di pure occasioni. Ultimi giorni, ulteriori ribassi. Dalle Narduzzi Mobili a Domanins, Rauscedo, aperto anche la domenica. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. Got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. Give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that
Eccoci, bentornati. Anche tu però una fantasia come Eva, eh? Subito allo stadio Bottecchia, vero? Prima volevo ringraziare la moglie di Moreno, Silvia, perché se non fosse per lei che sente il telefono, Moreno ha detto ce l'ho in tasca con la vibrazione, ma evidentemente è sempre lì che saltella. Allora a questo punto o Silvia o Alvise. Moreno il telefono mai più. La prossima volta ci colleghiamo con Alvise. Nel frattempo chi abbiamo? Abbiamo Moreno. E allora la partita è cominciata da pochissimo. Moreno, già un'occasione per il Pordenone mi sembra, no? Sì, buongiorno a tutti. La partita è iniziata da 10 minuti, c'è stata per adesso una chiara occasione del gol per il Pordenone in contropiede, assist di Mascan per Simoncelli che non è riuscito a segnare, comunque non ha inquadrato la porta, comunque non era facile, però insomma una chiara occasione da gol. E niente, le squadre per adesso si stanno un po' studiando, non c'è supremazia dall'una o dall'altra parte, comunque si preluncia una bella partita. Ecco, dalle prime immagini che vediamo, no, Moreno, nonostante il Pordenone giochi adesso per i risultati di oggi di mezzogiorno, perché il Novara ha vinto col Venezia per 3-0, la Cremonese col Ferrante Salò per 3-2, in questo momento il Novara è in testa, ma l'Alessandria arriva capolista di Lega Pro del girone a Pordenone. Dicevo, il Pordenone ha cominciato senza il famoso timore reverenziale, no? Sì, sicuramente il Pordenone sta giocando, sta facendo quello che tensione, niente, Mascan ci stava per partire in contropiede. Il Pordenone sta giocando la sua partita senza alcun timore reverenziale, stanno facendo quanto di meglio possono e speriamo che insomma la partita si mantenga su queste linee, visto che comunque abbiamo creato già un'occasione e comunque ci siamo portati più volte nei pressi dell'area avversaria. Ecco, pensa che noi stiamo vedendo adesso quello che ci hai appena raccontato, pensa al ritardo che c'è in streaming. Ecco. Pensa che roba. Va bene, allora Moreno, noi ci sentiamo, vabbè, se c'è un gol chiamiamo tua moglie, ovviamente, perché tanto te non senti niente. Non sento poco perché c'è il tifo qui che copre. Senti, ma Alvise l'hai portato allo stadio oggi o l'hai lasciato al caffè Nogaredo? Alvise aveva un impegno, essendoci la festa della donna, doveva uscire con delle signorine, ha detto, e non è potuto venire. Pensavo facesse lo strip Alvise. Alvise fa lo strip stasera in qualche locale? Non sento più niente. Va bene uguale, ne parliamo dopo. Grazie Moreno, a dopo. A dopo, ciao. Ecco, benissimo, collegamento dunque con i nostri amici del Pordenone Fan Club Caffè Nogaredo col Bottecchia, collegamento che naturalmente non appena succede qualcosa, visto che anche noi stiamo guardando la partita sul secondo schermo, oggi 2 schermi, sarà un casino quando saranno 2 partite, no? Sono affiancati. Cosa vedere, no? Ma tanto c'è Eleonora che sarà lei a dirci. Eleonora, no? Che sempre è attenta, pronta, ligia. ascolta, Ecco. Sì. Allora, Gemma. Sì, abbiamo un altro collegamento con il nostro Pier Antonio Stella per Sacilese Tamai. Un grandissimo derby, un derby che non è mai scontato, perché ogni volta che si incontrano o a Sacile o a Tamai, Sacilese Tamai o Tamai Sacilese, ci sono i fuochi d'artificio. È vero, Pier Antonio Stella? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Giovanni, e ai tuoi ospiti. Sì, sicuramente un derby mai scontato, come dicevi giustamente poc'anzi, e anche oggi la partita si preannuncia sicuramente molto incerta. Innanzitutto qui splendida giornata al 25 aprile di Sacile, e nonostante la concorrenza di Pordenone Alessandria in Lega Pro, spalti non gremiti ma sicuramente con una capienza un'affluenza molto importante rispetto al consueto, per cui un derby seguitissimo, questo in Serie D, un derby che può avere un significato importante per entrambe le squadre. Sacilese che qualora il Belluno non vincesse a Castelfranco potrebbe ritrovarsi da sola al terzo posto, Tamai che deve cercare di uscire da questo momento di impasse, solamente 5 punti in 7 partite nel girone di ritorno, per cui il derby potrebbe essere veramente la molla del rilancio. Vado velocemente a parlare un attimo delle formazioni, perché c'è stata subito qualche sorpresa da parte dei 2 allenatori, Carlo Marchetto da una parte e Stefano De Agostini, il grande ex, dall'altra. Innanzitutto Carlo Marchetto ha dovuto rinunciare proprio un attimo prima della comunicazione ufficiale delle formazioni a Andrea Manucci,
una assenza di peso, ma probabilmente nel riscaldamento un piccolo risentimento per il difensore, al suo posto Marco Federiva. Per il resto era la formazione annunciata. Mentre per il Tamai buone notizie invece per Stefano D'Agostini, che ha recuperato sia Paloppa che Ursella, che non erano dati appunto in formazione in base a quelle che erano le indicazioni della vigilia, solamente in panchina invece l'esperto portiere Tommaso Peresson. Quando è passato poco più di un quarto d'ora, devo dire che per il momento non ci sono particolari segni di cronaca, è una partita maschia di date che si gioca però in questo momento soprattutto a centrocampo, e proprio adesso ecco il primo cartellino giallo della partita lo prende Riccardo Baggio per un fallo su Petri sulla tre quarti della parte di campo in cui sta attaccando il Tamai. Ovviamente ci sentiamo per il proseguo e per successivi aggiornamenti. Perfetto, grazie a Pier Antonio Stella. Ha detto bene Pier Antonio, se oggi il Belluno non dovesse fare risultato e la Sacilese al contrario farlo, sarebbe per la prima volta quest'anno la Sacilese scavalcherebbe il Belluno e sarebbe terza da sola in questo momento e insieme appunto al Belluno in terza posizione in Serie D. Prego Gemma. Dulcis in fundo, parliamo del terzo tempo, che mi sembra una cosa molto importante, anche se non so che terzo tempo possa essere oggi, perché quando ho chiamato Robby Visintin... Lo hai insultato almeno prima di chiamarlo, durante la telefonata. Perché dovevo insultarlo? Perché doveva essere qua. Sì, ma mi ha spiegato che la cosa è scaramantica. Con Io gli pensavo amici non volesse incontrare me, hai capito? Invece mi ha detto no, non è per te, verrò più avanti. Però si sente che non c'è tutto il bordello, no? Che c'è di solito, perché quando chiamo lui si sentono i tamburi, il tifo. La fanfara dei bersaglieri c'era e quant'altro, silenzio totale. Non so che terzo tempo faranno, ma ce lo racconta lui, che appunto si trova a Tolmezzo per seguire. Anche per noi è una sorta di derby. No, non è un derby per noi. Non c'entra niente. Sì, è un derby perché sono due squadre della provincia di Udine. Ma... No, io pensavo per il Monfalcone contro il Cerlinse, è un derby del quello cuore. Sarà il 21 di marzo in anticipo, del esatto. cuore mio, per il tuo cuore, sì. Certo, comunque c'è Robby. Allora è andato a spiare il Charlis Muzzano insieme agli amici ovviamente dell'UFM Monfalcone. Ricordiamo ieri ha vinto 3-0 in casa con l'ISM Gradisca. E allora quali sono le sensazioni a Tolmezzo? Guarda, siamo appena arrivati e siamo appena entrati proprio in questo istante nello stadio. Sono con il mister Zorazzi, ci siamo trovati qua proprio per venire a vedere i nostri avversari che troveremo di fronte fra un paio di settimane. Stupenda giornata, non abbiamo ancora le formazioni perché non sono ancora arrivate, quindi non vi posso aiutare in questo. Niente, non è vero che non sono venuto per non vedere Gemma, assolutamente, anzi muoio dalla curiosità di conoscerla, però per la prossima volta. Oggi avrete conosciuto Mirna, Alice, Leonora, che insomma rispetto a vedere 22 in braghe corte su un campo d'erba è meglio vedere loro sedute sulle nostre poltroncine, sempre sull'erba, perché sai che lo studio c'è l'erba per terra. Lo so. Ecco. Diciamo che sicuramente ci rimetto dal punto di vista visivo, assolutamente. Però il mio come dire, la mia passione è questa, e quindi certo. E anche l'altra, devo essere sincero, sì. Però in questo momento tengo più alla mia squadra, ecco, in questo istante. Ecco, perché non vorrei, attenzione, scusate un attimo Alessandro in avanti, ma il Pordenone riesce alla grande a uscire dalla propria area di rigore, veramente bravi i ragazzi di Rossito in questo momento. L'Alessandria ha preso un po' il sopravvento, Marco, vero? Da un 5 minuti sul Pordenone, solo che adesso il Pordenone sta uscendo di nuovo. Ecco, in attacco il Pordenone ribadisce. Allora, Robby, dimmi. Vuoi che sveliamo? O lo facciamo dopo? La tua proposta. Stavo per dirti, vuoi che sveliamo la proposta che mi hai fatto del post Monfalcone Charlis Muzzane? Svegliamo cosa? Quello che ho detto adesso, sarò sicuramente lì da voi il giorno dopo? No. Speriamo. La sera stessa, dove hai detto che andiamo? Ah, sì. Che è vicino a Gorizia. No, non esageriamo, dai. Subito di là dell'ex confine. Si chiama Marina Club, mi sembra, quel localino là, sì, no? Speriamo però speriamo naturalmente da vincenti. Sarebbe tutto un altro modo di interpretare
la giornata, ecco, o finire la giornata, mettiamola diciamo così. che in quel caso noi andremo ad inventare quello che non esiste, cioè il quarto tempo, no? Nessuno ha ancora inventato il quarto tempo, in quel caso il terzo tempo allo stadio, il quarto tempo in quello splendido locale, no? Gastronomico. Gastronomico, sì, perché gastronomico, la confermo. specialità è la patata, mi hanno detto, vero? Attenzione alle cozze. No, non ci sono cozze là. Perché sai che a Gorizia non è sul mare, no? Neanche Nova Gorizia, quindi là non si mangia pesce. Decisamente no. Si mangia patata. Va bene, allora. Una che è la festa della donna oggi, Gifi. Non è colpa mia. A proposito, auguri a tutte le donne. Questo è un tentativo di salvataggio in zona Cesarini, mi sa, E allora... posso però essere sincero, diciamo, da tanti anni uso il giorno della festa della donna arrivare in ufficio, anzi usavo, per dire la verità, arrivare in ufficio con una cassetta di mimose da regalare a tutte le donne, perché era una festa alla quale credevo, perché era, diciamo, messa come veramente una festa delle donne. Dopodiché è diventato un po' meno festa, mettiamola così, non è che mi piace più tanto, per dire la verità. Però naturalmente estendo l'augurio di buona festa a tutte le donne lo stesso. Benissimo, allora Robby, noi ci sentiamo per il tuo commento tecnico durante la partita, visto che comunque abbiamo gli amici del Charlins lì. Tu sei in questo caso un po' super partes, perché voi il vostro l'avete fatto ieri, no? Non tanto super partes, ma comunque no, ma dico, voi il vostro l'avete fatto, sono loro che devono vincere oggi, no? Hai capito? Sì, assolutamente. È più dura per loro che per voi ieri, no? Vabbè, grazie mille Robby. D'accordo, ci sentiamo dopo allora. A dopo. Attenzione, commento tecnico di Alice dagli spogliatoi dell'Udinese. Raccontaci questi maschioni. Raccontaci qualcosa, dai. Quello lì era Scuffet, che potrebbe essere un tuo figlio. No, sei troppo vecchia per lui, perché lui ha 18 anni, tu ne hai già 20. No, non meno di me in realtà. Ha un anno, solo un anno? Sì. Ecco. Ho 2 parole. 2. Tanta roba. Tanta roba, benissimo. Ma chi hai visto tanta roba? Chi era tanta roba? Non puoi dirlo. No, dai, non c'è privacy, non si svela. Se no poi il suo fidanzato calciatore se la piglia male. Esatto. Ma in che categoria gioca? Diciamo almeno la categoria dove gioca il tuo fidanzato. Ovviamente A. Chiaramente. Ma gioca nell'Udinese? No, gioca lontano da qua. Nel frattempo Alessandria in attacco, un tiro dalla destra verso la porta che viene ribattuto in calcio d'angolo. Parliamo intanto anche del Pordenone, no? Visto che ce l'abbiamo in diretta, il risultato è ancora 0-0, ma come dicevo Marco, mi sembra che l'Alessandria sta giocando. Sì, però l'Alessandria sta prendendo un po' sopravvento, anche qua un'altra azione capolista pericolosa. Un corner dalla destra, palla nel mucchio, non succede nulla. Invece succede proprio il gol, purtroppo. Non succede nulla, un perde ciuffoli. L'abbiamo lanciato. No, perché c'è stato un riparo, la palla è uscita dall'area di rigore, c'era un giocatore dell'Alessandria che l'ha rimessa dentro, ha trovato smarcatissimo davanti a Clareri, il portiere del Pordenone, un attaccante dell'Alessandria che purtroppo ha avuto anche gioco facile per metterla dentro. Quindi purtroppo per gli amici di Pordenone 0, Alessandria 1, diciamo che siamo solo al 20°, quindi 20°, sì, non ci vedo più niente. Vediamo l'azione, il corner dalla destra. Chissà perché non si vede più niente. Sì, esatto. Rosania la mette fuori. Purtroppo Maracchi non riesce a contrastare l'attaccante dell'Alessandria, che la mette in mezzo all'area di rigore dove era tutto solo. Non so, ovviamente non riusciamo a capire i giocatori dell'Alessandria. Il risultato finale, cioè il risultato totale, che purtroppo l'Alessandria va in vantaggio a Pordenone, quindi Pordenone 0, Alessandria 1, ma ripeto sono 20 minuti. Visto che si parlava di perdita di vista, Mirna, cosa dici degli spogliatoi di Udinese Torino? Hai visto qualche manzo che ti poteva interessare o... Ma in realtà neanch'io da qui vedo bene. Quindi dovrei più che altro magari accertarmi è di questa abbastanza cosa. Grande lo schermo, no? Ma io sono lontana, vedi. Adesso se mi presti i tuoi occhiali, se vuoi magari. volentieri. Abbiamo visto l'amore dell'Eleonora, Borussia Carnesis. È anche simpatico, oltre che bello. Non ci ho mai interagito. Benissimo, beh, giusto. Ma non li vedi mai tu questi? No, Carnesis no, sinceramente Padelli? no. Padelli è simpatico. Sì, Padelli l'ha conosciuto. Padelli è simpatico. Sì, ancora Alessandria in avanti, azione sulla sinistra, cross al centro, per fortuna fuori mira il cross. Adesso l'Alessandria si fa molto pericolosa, no? Beh, d'altronde adesso devono pareggiare, quindi
Il rischio di scoprirsi c'è. Bene. Dunque, torniamo sul gioco, stavamo giocando all'1 per 2. Scusa GP, c'è un aggiornamento per quanto riguarda la Serie D, mi risulta Cras Repeng Union Pro 0-1. Perfetto, grazie, quindi primo gol al 25esimo in Serie D. Cras Repeng Union Pro 0-1, peccato per i nostri amici di Monrupino, vanno sotto dopo aver vinto parecchie partite consecutive. Ribadiamo che siamo solo al 25esimo minuto per quanto riguarda i primi tempi in Serie D, mentre l'eccellenza insieme alla Serie A comincia tra poco. È cambiato anche qualcos'altro, però prima volevo salutare l'amico, credo, o un'amica, non lo so, che dice ciao, io lavoro con le cozze e sono buone. Riguardo al vostro discorso di prima. Invece per quanto riguarda il calcio c'è il nostro Pier Antonio Stella. E allora andiamo subito a Sacile, vediamo cosa è successo a Sacile, prego. Ecco Giovanni, Sacilese in vantaggio. Avevo parlato di un inizio un po' sornione di gara con le due squadre che si controllano a centrocampo. Ecco arrivare subito la fiammata che mi ha smentito. Boscolo Papo prende palla dal limite leggermente spostato sulla sinistra e lascia partire un diagonale imparabile per il giovane portiere mobiliere Francescutti, per cui qui quando siamo ora al 26esimo del primo tempo la Sacilese appunto si porta in vantaggio con uno splendido gol di Boscolo Papo. Giovanni, se mi permetti, nel collegamento di prima mi ero dimenticato innanzitutto di fare un augurio a tutte le donne presenti in studio, ma ovviamente anche in generale coloro che ci stanno seguendo, e ricordare che qui a Sacile, a conferma anche della particolare sensibilità della nostra presidentessa che tu ben conosci, Lidia Nadal, a tutte le donne è stata donata una piantina proprio ricordo per questa giornata. Benissimo. Tutto qua. La presidente della Sacilese è veramente una grandissima persona, ho avuto la fortuna di conoscerla, veramente una gran donna. Portale i nostri saluti ovviamente. Grazie Giovanni. Grazie mille. Nel frattempo in Serie D si scatena l'arcano perché Clodiense in mezzo Corona 2-1 e purtroppo a draw il Fontanafredda va sotto, quindi draw 1 Fontanafredda 0 e ribadiamo Cras Repeng 0 Union Pro 1 e Sacilese 1 Tamai 0. Questi i 4 risultati variati in Serie D. Gemma. Sì, e c'è il nostro Marco che ci dice Union Ripa Triestina al 25esimo 1-0 su rigore. Grazie Quindi, a Marco. Grazie a Marco. E la Triestina va sotto, quindi Union Ripa la Fenadora 1, Triestina 0. Allora ricapitoliamo i risultati al più o meno 27esimo dei primi tempi in Serie D. Alto Vicentino Montebelluna 0-0, Bianco Scudati Padova, Arzichiampo 0-0, Clodiense Mezzo Corona 2-1, Dro Fontanafredda 1-0, Giorgione Belluno 0-0, Amor Rupino, Cras Repeng Union Pro 0-1, cioè il vantaggio dell'Union Pro, Legnago Mori Santo Stefano 0-0, Sacilese Tamai 1-0, Union Ripa La Fenadora Triestina 1-0. Grazie a tutti gli amici che ci informano dei risultati. Ribadiamo che insieme al calcio d'inizio della Serie A, l'abbiamo già sugli schermi, lo Stadio Friuli per Udinese Torino comincia l'eccellenza. Nel frattempo l'Alessandria è ancora in avanti pericolosamente, veramente si sta rischiando al Bottecchia di prendere il 2, il Pordenone non riesce più a uscire dalla propria area di rigore. Qua Marco viene fuori la classe dell'Alessandria, formazione creata per il salto di categoria, no? Contrariamente al Pordenone, formazione creata per il mantenimento di categoria. Ecco, a Udine appunto formazioni in campo strette di mano. Ecco qua il grande ex Quagliarella, mai così tanto amato e rimpianto ad Udine anche quest'estate, con le voci che forse tornava, forse no. Sì, ma tu sai che Quagliarella ha iniziato nelle giovanili. Attenzione, Maccagni in avanti, vediamo, niente da fare, peccato, gran parata su Maccan del portiere dell'Alessandria, e purtroppo Maracchi non è riuscito a ribadire in gol in quanto è arrivato un difensore dell'Alessandria. Ecco, vediamo Migliorini che lancia Maccan, che taglia la difesa, si presenta davanti al portiere, il sinistro paratissima del portiere dell'Alessandria, e poi purtroppo Maracchi non riesce, anticipato da un difensore dell'Alessandria. Corner a favore del Pordenone. Seguiamo velocemente questo corner sulla bandierina, mi sembra che sia Franchini, così a vederlo da qua sinceramente io cerco di riconoscerli, ma poi con lo streaming non è proprio nitidissimo il segnale. Succede nulla purtroppo, anzi l'azione prosegue, palla in mezzo e l'Alessandria riesce a sbrogliare la matassa, anzi parte un contropiede, vediamo che effetti sortisce. Niente, no, ammonizione a danni di un giocatore del Pordenone purtroppo, che Simoncelli ammonito.
per questo fallo tattico a centrocampo. Vabbè, mi sembra una munizione, no Marco, un po' così. Ma d'altronde era costretto. Perché Calcio d'inizio ad Udine, partiti, dunque ecco, partita anche qua la squadra, è la partita mia e tua questa, no? Nel frattempo a Marco Lucchini è arrivato un messaggio: non guardare troppo le gambe della Mora. Quale Quale Mora? Cioè, voglio dire, mi Moro non son. E la non è bionda. Mirna un po'. Ma è di un nostro amico. Parte Mora e va sul biondo. È lei la Mora? Sì, ma da qui lei è la bionda e lei è la... È la mix. È la mesa? Ho al telefono Maurizio Mazzon, GP, per parlarci della partita Drò Fontana Fredda. Allora, Maurizio, abbiamo già saputo, raccontaci cosa sta succedendo. Ma niente di trascendentale, la partita si sta portando in maniera equilibrata, poi su un calcio d'angolo del Drò c'è stato un mischio in mezzo all'area, spingi, tira, mischia e l'arbitro ha decretato il calcio di rigore, ha morito KO e sul seguente tiro al dischetto hanno realizzato il gol del 1-0, insomma. Ho capito, ma c'è adesso stato... ci siamo un attimino svegliati, infatti, ma senza produrre niente di pericolosissimo, insomma. Certo, non ha fatto alcuna sostituzione, immagino, ancora il mister? No, anche perché insomma per il momento non è che ci siano grosse cose da cambiare. In campo stiamo anche discretamente bene perché la gara è equilibrata, però niente, abbiamo dormito su questo calcio d'angolo e ci hanno punito subito, immediatamente. Certo, vabbè, naturalmente in bocca al lupo per il proseguo della partita. Maurizio, grazie del collegamento, sempre pronti per ricevere appunto gli aggiornamenti da Drò. Io direi che nel frattempo i nostri amici musicisti si preparano per la prima canzone, no? Aspetta, GP, che è ancora in collegamento Pier Antonio Stella, che oggi sente la mia mancanza. Ho cosa detto devo che dire? si preparano, loro si preparano. Certo. Ecco, ma Pier Antonio, raccontaci. Giovanni, sei stato buon profeta, no? Hai parlato di un derby che non delude mai le attese. No. E infatti Sacilese al raddoppio alla mezz'ora, questa volta azione che è partita da sottovia, si è presentato quasi da solo davanti al portiere, conclusione, bravissimo Francescuti a respingere il primo tentativo, azione veramente convulsa, riprende la palla, Federiva, anche lui calcia botta sicuro, in questo caso è stato Brustolon a immolarsi sulla linea, ma nulla ha potuto poi la difesa mobiliera sulla successiva ribattuta di Craviari, del giovane Craviari, che ha depositato in rete. Per cui a questo punto, quando siamo adesso alla mezz'ora appena passata di questo derby dell'Ivenza, Sacilese che passa avanti di 2 gol, e ovviamente io mi astengo da fare ulteriori pronostici, visto che comunque il calcio sappiamo regala sempre sorprese, ma sicuramente la squadra di Marchetto ha indirizzato in maniera importante a suo favore questa importantissima partita. Benissimo, grazie a Pier Antonio Stella, quindi il raddoppio della Sacilese sul Tamai e questo fa male a colei, questa grandissima cantante, oltre che gnocchissima, ovvero sia Mirna. Scusa, che GP, è per di Mirna Tamai. c'è un messaggio arrivato per lei. C'è Claudio che dice: fate cantare l'inno dell'Udinese a Mirna, che è milanista. Infatti, in strettissimo Tamai e Milan. In strettissimo Basta. friulano, ovviamente. Sì, ovvio, che non capisco una massa. Allora, dopo ci dai i pronostici, perché non è che sono vecchio rimbambito, ma mi ricordo di quello che dico, ma è il momento della musica, prego. Allora, intanto prima di iniziare vorrei fare gli auguri a mia madre che oggi compie gli anni. Ah, cara, Sì. auguri mamma di Mirna! E anche a Diego, che è un mio amico e compie gli anni anche lui. Ma quindi. quello non me ne frega niente. Auguri Diego. Ok, questa è una canzone tratta dal primo EP Mirna, che è uscito un paio di anni fa, e si chiama La Regina. L'abbiamo scelta proprio oggi perché è la festa della donna, quindi andava bene Assolutamente. suonarla. Con le ragazze che abbiamo in studio, altro che regine, gemme escluso ovviamente. Trovato dentro te
Comunque tu, a parte essere gnocca, sei bellissima, ti conosco da una vita come cantante, solo lì purtroppo. Ecco. Purtroppo, Alessandro, purtroppo solo per quello. Nel frattempo a Pordenone purtroppo Maracchi ha sbagliato il gol del possibile pareggio, non era facile, però una chiara occasione da gol, come si dice. Invece Marco, a Udine cosa succede? Niente di eccezionale, ti dirò, partita di studio per adesso. Stanno studiando le due squadre, l'Udinese ha fatto 2 azioni discretamente interessanti, ma niente di particolare. Mentre invece in per Serie D la Clodiense fa il 3, quindi Clodiense 3, mezzo Corona 1, quando siamo giunti in Serie D più o meno a 7 minuti dalla fine dei primi tempi, mentre ricordiamo che da 8 minuti sono cominciati tutte le gare anche nel campionato di eccellenza che seguiamo. Allora, io dicevo che non mi ero dimenticato di Alice, perché adesso vediamo i pronostici di Alice. Vi ricordiamo che potete giocare fino alle 16:15, ovvero sia all'inizio dei secondi tempi di queste due partite, che sono Udinese Torino e Parma Atalanta. Allora, pensavi Alice, di fregarmi, Allora Alice, Udinese Torino. Allora, io non vorrei gufare innanzitutto perché Benissimo. tifo l'Udinese e quindi sinceramente starei zitta ad aspettare almeno il primo tempo, giusto per... No, ma di 1, X o 2, cioè vittoria, Due. pareggio? 2? 1? Boh, metto vittoria... Di chi? Dell'Udinese? O del Torino? Rischio vittoria ovviamente per l'Udinese. No, quindi Udinese, Torino, Alice ci dice 1 e Parma-Atalanta. Nel frattempo a Pordenone calcio d'angolo per l'Udinese Pareggio. e per il Pordenone. Pareggio, Parma-Atalanta X. Vediamo, seguiamo 2 azioni contemporanee, un casino, però seguire l'una da parte dell'Udinese e dall'altra il Pordenone. Pordenone, una bella occasione, c'è un calcio d'angolo dalla sinistra. Ricordiamo che Denis Macaga è particolarmente forte di testa, per gli amici che magari non seguono così assiduamente il Pordenone, Lega Pro. Eccolo, battuto corto il corner, cross al centro, eccolo qua. Purtroppo cosa succede? Niente, batti e ribatti al limite dell'area di rigore e parte velocissimamente il giocatore dell'Atalanta, viene fermato in maniera credo fallosa. No, non niente fallo. Scusate. Oh, ragazzi, 3 partite stai guardando tu? Mirna, dammi una, tu che sei mia amica, dammi una mano. Io in realtà avevo un'altra battuta. Falla, tanto oramai qua è... Stavo dicendo che è ovvio che perde colpi, insomma, per cui... Ecco. Allora, settimana prossima facciamo io, Mirna e Eva la trasmissione. No, assolutamente no. Ma io dicevo che di solito queste cose me le dice la Gemma, che invece si è... Tanto a Pordenone Ma Gemma ha passato il testimone a me. Ha passato il testimone a te la No, Gemma. io ci ho provato a insultarti per essere licenziata, ma continui a volermi qua. Nel frattempo a Pordenone Maracchi si sta arrabbiando perché si è fatto male durante il calcio d'angolo. Sappiamo che Pordenone è sempre piena di cartellini gialli e ma rossi. sembra sia successo qualcosa in area. In area, c'è qualche polemica in area e non abbiamo visto però un replay, o c'è stato, perché io non riesco a seguire per adesso non 2 partite. Allora io direi facciamo un brevissimo momento di pausa. Ci vediamo tra pochissimo per seguire insieme Udinese Torino, che in questo momento vede... No, una domanda, scusami. Che difficoltà c'è? Si confonde il colore granata col bianco-nero? Visto che gioca in azzurro il Torino oggi, raccontami. Come si confonde il granata con appunto, no, bianco-nero? dico, io ci vedo male, sono ciecato, no? Però non mi sembra che il rosso amaranto, no, si confonda col bianco-nero. Perché giocano in azzurro? Perché questa è la divisa da trasferta. Perché Quindi- i Salumi Beretta hanno la maglia azzurra, visto che lo sponsor è Salumi È Beretta. una divisa di trasferta dove giocano con la maglia azzurra. Sai che le varie squadre in trasferta hanno anche la... Sì, ma di solito giocano con la... Prego Gemma, giocano quando la maglia è simile, no? Sì, più o meno sì, però sai, quest'anno ormai cambia un po' tutto va nel così. calcio. no? Gemma! C'è una variazione in eccellenza, ci ha chiamato Fabio per informarci perché non vuole parlare, ha detto che sta facendo un'altra cosa, ma tu puoi immaginare il perché, devo dirtelo io, il risultato perché Tolmezzo ha segnato e quindi Tolmezzo 1, Cernis Muzzane 0. Ed è il primo risultato, se non sbaglio Gemma, è il primo risultato che cambia in eccellenza, dove si gioca come ad Udine da 12 minuti. Quindi il primo risultato, Tolmezzo 1, Cernis Muzzane 0. In Serie A, Eleonora, ha cambiato qualcosa in questi primi minuti? Assolutamente no, una noia. Da mortale come domenica scorsa? Più o meno, Più o meno, ecco. E qua vediamo Tutto 0-0. lo squallore, no Marco, come si parla in settimana, è lo squallore del tasso tecnico della Serie A dove è finita, no? Dopo 15 minuti nessuno che ha ancora segnato, insomma,
Sappiamo com'è il calcio italiano ormai, no? Da un paio d'anni a questa parte. Sì, esatto. Nel frattempo, allora, a Pordenone, il Pordenone sta gestendo la palla, è uscito Maracchi, tra parentesi, è al bordo campo, si vede che c'è stato questo scontro nell'area di rigore a seguito di un calcio d'angolo, no? Con la polemica poi con l'arbitro. C'è stata poi questa polemica, tra l'altro, probabilmente Maracchi pensava deve di aver aver subito pensato un fallo, di aver subito un fallo. Esatto. Sarebbe poi dopo da sapere in collegamento. Sì, appena riusciamo, magari tra il primo e il secondo tempo, con gli Cosa è amici che successo? sono al Bottecchia, cosa è successo, perché a noi qua non hanno fatto vedere il replay. Vero Alice che non ci ha fatto vedere il replay? Assolutamente no. Vedete, Alice è così timida, ma dopo vedrete, ti ho fatto anche uno scherzetto, tra parentesi. Ma è molto bello, dopo te lo girerò. Vabbè, ne parliamo dopo perché dobbiamo assolutamente fermarci. No, non ci fermiamo, Non ci Gemma. fermiamo perché appena tu hai detto l'unico risultato variato in eccellenza è arrivato subito. scarica, sì, ovviamente. ecco. Allora, tra poco sentiremo anche i nostri inviati perché adesso appunto non c'è tempo, però Cordenons Zaule 1-0 e Lumignacco Torre 1-0. Proprio per le squadre, no, di Cordenons della nostra zona va malissimo. Perde il Torre e perde Cordenons, perde Pordenone, tombola e perde anche il Fontana Fredda. Ecco. E vabbè, poi Sacilese ormai c'è un derby. Vabbè, un derby lì. Vabbè. Allora, vediamo se riusciamo a fermarci, perché è da 10 minuti che cerchiamo di farlo, ma sta succedendo come vedete di tutto. Poi ricapitoleremo i primi tempi al rientro della Serie D e naturalmente seguiremo ancora insieme sia Pordenone Alessandria, anche lì si sta per finire il primo tempo, e naturalmente Udinese Torino ancora sullo 0-0. Quindi cosa facciamo io e te, Leonora, adesso? Andiamo a mangiare i pasticcini. Sì, ho visto che anche Alice che la dice i pasticcini. Sì, certo. Tu Mirna ti piacciono, no? Sì, sì. Allora salutiamo Luca Gol. della pasticceria Diana di Gol. Pordenone. Gol di Quagliarella. Torino. Cosa ho detto io? Gol di Quagliarella? Ed è solo, io avevo detto che ne gol fa del 2. Quaglia. Io avevo detto che ne fa 2, che infatti non esulta. Adesso descrivi l'azione, Marco. Beh, sai, è un lancio verso Quagliarella. Colpo di testa, Colpo di testa, imprendibile. a dire la verità davanti al portiere. Sì, quindi. con due pipinotti dell'Udinese Sì, che lo guardavano, che lo che uno è guardavano. Danilo e l'altro è E quindi ha segnato, come dire, indisturbato. Nel 7 però. Nel 7, sì. Cross di Farnerud. Bellissima azione, bellissimo Naturalmente gol. non festeggia da ex. quindi- Da ex, che questa è un'annata scemenza secondo me. Ecco. Nel frattempo a Pordenone un fallaccio a centrocampo, tutti intorno all'arbitro, vediamo la decisione che prende l'arbitro, attenzione, importantissima questa decisione, vediamo cosa succede. Perde palla al Pordenone, la recupera a centrocampo e purtroppo entra proprio Simoncelli appena ammonito in maniera brutta. Vediamo se il Pordenone rimane in 10, tira Ho fuori un paura di cartellino, paura di sì, Vediamo cosa succede. Sarebbe l'ennesima volta che il Pordenone non finisce la partita in 11 e questo è abbastanza grave, visto che poi si gioca con l'Alessandria. O forse è stato solo ammonito. No, era già stato ammonito prima. Era già Simoncelli, stato ammonito? sì. Vediamo cosa succede, o non ha ammonito lui, perché non abbiamo visto uscire nessuno dal campo, no? No. Vabbè, cerchiamo di capirlo, vediamo. Comunque la partita si sta incattivendo. Si sta incattivendo a Pordenone, sì. Probabilmente da quell'episodio che è avvenuto in area. In area di dove rigore, sì. Dobbiamo sapere. Non abbiamo capito, adesso cerchiamo di capirlo magari quando finirà il primo tempo col collegamento appunto con lo stadio Bottecchia, mentre ad Udine è una partita noiosissima, con il solito circolare di palla dell'Udinese, che adesso l'Udinese cerca un affondo, ecco, un affondo centro area, gol! Pareggio dell'Udinese! Ovviamente il dominante che ha Non so se hai pareggiato. visto la mossa di Alessandro Di Dri. Natale, cosa ha fatto? Quando- Sì, ma l'ho visto con la coda dell'occhio. Cioè, è da fare un replay Ecco, praticamente. allora, inquadriamo Alessandro D, replay sul gol di Natale. Devo farlo? Certo. Ecco, perfetto. Grande palla comunque data di Natale, eccolo qua, non ho visto chi era, di Natale di prima intenzione con, chi è quello il 27? Beh, diciamo che i due ex udinese hanno fatto la loro parte adesso. Sì, io vorrei capire chi è il 27 dell'Udinese, tu che sei Padelli, esperta. Padellate. No, beh, qua Padelli non ha No, assolutamente non poteva fare niente. comunque. Non poteva fare. C'era quasi anche arrivato invece, ecco. Allora, 1-1 Udinese-Torino, quindi avevo appena detto che è una partita noiosissima e l'Udinese ha pareggiato. No, vabbè. Che sono poi gli unici gol della Serie A finora. Ok. Quindi se questa è noiosa, pensa alle altre. Pensa alle altre. Allora, vediamo se riusciamo a fermarci un attimo, perché ripeto, sono più di un quarto d'ora che andiamo avanti, Pordenone in avanti. Ci vediamo tra pochissimo, io, Eleonora e Alice andiamo a mangiare i pasticcini, gli altri li chiudiamo qua sulle poltrone perché vogliamo mangiarceli tutti noi. Va bene? Ci vediamo tra poco.
Pallo. Chissà te, 2 gol in breve tempo. L'altra serata, nuovo spettacolo ed una nuova trasmissione da vivere tutti insieme. Martedì 10 marzo al Black Lantern, Aviano, le splendide voci di Silvia Smaniotto, Mirna, Serena Rizzetto, sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare, la danza, il cabaret, presenta e non solo Enrico Pellizzari. Martedì 10 marzo, ore 21, The Black Lantern, Aviano, e su TPN Telepordenone il primo show domenica 15 marzo, ore 21:15. A marzo sbocciano folli occasioni. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Lavatrice Smeg classe A++, meno 50%. Inverter 8 kg a 599 euro invece che 899. E tante altre occasioni shock. Solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Narduzzi Mobili, ultimi giorni, ulteriori ribassi, sconti fino al 70% su cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, bagni e complementi. 3.000 metri quadri di pure occasioni. Ultimi giorni, ulteriori ribassi. Dalle Narduzzi Mobili a Domanins, Rauscedo, aperto anche la domenica. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. Got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real.
Benissimo, dunque abbiamo una moria di ospiti in studio, ma la mia preferita c'è, purtroppo anche suo fidanzato, ma non importa. Eccola lì, Milla Francotti e caro Alessandro Dri, scusa, non Dri. Perché pensavo a Dro, ho detto No, Di. lo vuoi sminuire perché No. vuoi farti bello agli occhi di Mirna. Ma Ascolta, vai se non sei mai arrabbiato con tutto quello che ho detto, vuol dire che sa che è solamente un joke. No, sa che non c'è concorrenza, voglio dire. Si dovesse preoccupare per te sarebbe messo male. C'è il nostro Moreno Burlina al telefono. Allora Moreno, buon pomeriggio di nuovo e raccontaci cosa è successo su Maracchi, perché non ci hanno fatto vedere il replay. Su Maracchi praticamente durante gli sviluppi di un calcio d'angolo ha preso una gomitata in faccia da parte di un difensore dell'Alessandria e praticamente l'ha steso perché gli ha tirato proprio una gomitata potente, era un fallo nettissimo, comunque come sempre non visto. Comunque Pordenone adesso sta giocando in 10 dagli ultimi minuti del primo tempo per l'espulsione di Simoncelli, vero? Di Simoncelli, sì, espulsione sacrosanta perché comunque ha sbagliato lui, era già stato ammonito a inizio primo tempo e poi ha fatto un fallo da dietro. No, ma posso quindi... fare, una volta tanto io non faccio mai il polemico, chi mi segue lo sa, posso fare un attimo il polemico? Eravamo qua in studio a vedere il primo fallo di Simoncelli, la prima munizione non era da munizione, il secondo... No, non era da munizione, no, senz'altro il primo, però visto che sei ammonito comunque secondo me doveva evitare di fare il secondo fallo, insomma, che non ci fosse la prima munizione sono perfettamente d'accordo con te Giovanni, perché proprio... Ho fatto vedere anche il replay, attenzione l'Udinese in vantaggio, incredibile! Incredibile, Cone, come cavolo si chiama, ha segnato su calcio d'angolo, battuto da... Prego Eleonora, prego. Calcio d'angolo battuto da Totò Di Natale, entra di prepotenza, d'altra parte è un bestione Cone, eccolo qua, calcio dalla sinistra, calcio d'angolo, entra Cone. Incredibile al Friuli, veramente, spizzata di, non ho capito chi, il Giordino. Prego Marco, vieni. Eccolo qua. Allora, io vado con calma perché se mi piego mi si alza la gonna. Quindi situazione ribaltata da Udinese 2, Torino 1. Torniamo a Pordenone invece, parlando appunto dell'espulsione di Simoncelli. Come ti dicevo anche con Marco Lucchini, commentavamo che il primo fallo di Simoncelli, il primo giallo, Marco, non era da giallo, quello a centrocampo, la prima munizione. No, non mi sembrava. Non era da giallo. Forse il secondo Moreno, forse era direttamente rosso il secondo, da come è entrato. E invece la seconda no, prima ha ammonito e poi l'ha espulso, quindi non è... Sì, no, ma non era rosso diretto. Dico, potevano direttamente anche buttarlo fuori. Ah beh sì, potevano senz'altro, ma se si guarda quello che potevano fare, potevano fischiare il rigore sulla gomitata in faccia a Maracchi, potevano fare anche altre cose, ma come sempre possono fare solo quello che vogliono fare, insomma. Vabbè, comunque devo dire che fino adesso è stato un bel Pordenone, come sempre Sciupone si è mangiato un paio di gol incredibili e così. L'Alessandro in vantaggio praticamente sull'unico tiro pericoloso che ha fatto, però questo è il calcio e quindi certo così. Perfetto, grazie Moreno, naturalmente il collegamento con te durante il corso della partita sempre se senti il telefono, chiaramente, se no... Sì, perché sono qua nella bolgia e quando faccio fatica a sentire. Certo, immagino. Grazie a Moreno Burlina in diretta con noi dallo studio Bottecchia, ribadiamo il primo tempo al Pordenone 0, Alessandria 1, vediamo i primi tempi della Serie D, Alto Vicentino Montebelluna 0-0, Bianco Scudati Arzi Chiampo 0-0, sì. Clodiese Mezzocorona Pesate 5-1, Dro Fontana Fredda 1-0, Giorgione Belluno 0-0, Classone Penga Union Pro 0-1, Legnago Mori Santo Stefano 0-0, Sacinese Tamai 2-0 e Union Ripa la Fenadora Triestina 1-0. Al 27esimo dei primi tempi vediamo l'eccellenza, le partite che si giocano oggi ovviamente. Chions Vesna 0-0, Cordenos Zaule 1-0, Lumignaco Torre 1-0, San Vitese Oltre 0-0 e Tolmezzo Charlis Mulzane 1-0. Allora, il resto della Serie A brava, bravissima. Se proprio... Prego. No, ricapitoliamo. Allora, Chievo Verona Roma 0-0 e... Scusate, giusto per smentirmi in diretta, ha appena segnato il Genoa.
però ci vuole un attimo di tempo tecnico che mi assegnino il marcatore, quindi Empoli-Genoa 0-1, Parma-Atalanta 0-0, Udinese-Torino 2-1. 2-1, con gol, ricordiamo, il vantaggio del Torino con Quagliarella e poi gol di Di Natale e di Cone su calcio d'angolo, scusatemi, di Natale. Allora, il marcatore del Genoa sì. è, oh mio Dio, Niang. Pensavo fosse oh mio Dio. Oh mio Un Dio, nuovo no, ma giocatore. mi sono spaventata, scusami. Ti sei spaventata. Allora, dicevo che abbiamo scoperto che Alice nel Paese delle Meraviglie, che poi tu assomigli un po' a Alice nel Paese delle Meraviglie. Bionda sono. Bionda sei, un po', Delle meraviglie sono, un quindi... po' eterea, Il no? bianconiglio è lì con gli occhiali. Allora, Abbiamo intanto... anche la regina, Gemma fa la regina di cuore. No, Gemma fa nonna Amelia, la fattucchiera. Ma che nonna Amelia? Cioè, adesso attenzione, no. bomba del Torino, gran parata di Carnesis. Da fuori. E Maxi Lopez che non riesce a ribadire in rete. Perché c'è il rischio che segna anche Maxi Lopez. Era Quagliarella, tra parentesi, che ha tirato un missile terra-aria. Gran parata di Carnesis. No, perché allora in pre-partita, cioè durante la settimana, io e Marco si parlavano. Io ho detto a Udine quando vengono le squadre avversarie dove giocano ex udinese regolarmente segnano. Infatti Quagliarella è. Siccome era impredicato anche Maxi Lopez di venire a Udine, anche se non è venuto può essere che segna anche lui, perché doveva venire a Udine e poi è andato a Torino, no? Quindi speriamo che per completare il gioco, no? Ecco. Allora dicevo che sì, Alice assomiglia secondo me a Alice della Fiaba, no? Perché poi hai questo molto raffinato, il tuo modo di camminare, di porti. Ma hai studiato il tuo portamento o sei nata così? Ho fatto qualche corso, Ecco, però si vede, ho fatto infatti. 10 anni di danza classica e questo probabilmente mi ha aiutato molto. Sì. E come mai non hai poi proseguito a danza classica? Forse un po' mi ero stufata, comunque non avevo più voglia di continuare, ahimè, mi dispiace anche, però ho smesso alla fine. Ma anche perché soprattutto... No, brava con quell'altezza, di solito le ballerine in danza classica sono tutte nane e piatte, no? Beh, insomma. Non sono nana, Ma no, abbiamo qualche foto tua? Dopo, perché adesso c'è una variazione in eccellenza, Cordenons Zaule, ce ne parla direttamente Franco Tugliak. Allora Franco, a te la linea. Sì, grazie, la linea la prendo però sconsolato. Siamo al 30° del primo tempo, siamo già sotto di 2. Purtroppo 2 corner, il primo al 7° minuto, il nostro portiere respingeva di pugno. Russo si trovava a 5 metri e il difensore centrale, capitano della squadra di casa, insaccava. Poi passavano i minuti, ma lo Zaule oggi è un po', forse è il primo solo di primavera, ci voleva il Borino di Trieste per... eravate più abituati poi là? Sì, poi oggi a Trieste Sofia, qui hanno trovato questa temperatura primaverile e spesso si addormentano, specialmente in fase difensiva, sui calci piazzati. Infatti il 26esimo ancora un corner per i Cordenons e questa volta il corner è lungo sul secondo palo verso il vertice alto dell'area, dove si trovava Campaner, soletto, che al volo una bordata imprendibile, così Campaner suonava per la seconda volta la campana a morto per il povero Zaule, che tra l'altro speriamo di no, dai. Speriamo di no. Beh, ma comunque Campaner se l'ha suonata, insomma. Comunque Franco, in questo momento, nonostante il doppio passivo, non va neanche malissimo perché il Torre sta perdendo. Ieri ha perso la Gemonese, San Vitese oltre è 0-0, no? No, insomma, sì, siamo tutti là, fermi, sì, esatto, invischiati nelle sabbie mobili. Comunque abbiamo la tegola, ci è caduta un'altra tegola perché qualche minuto prima del secondo gol il nostro centrale Maric, in un take con il numero 10 a metà dei padroni di casa, praticamente è uscito con una caviglia mal messa, ha dovuto abbandonare il campo accompagnato
da 2 giocatori perché non ce la fa a metterla per terra, così abbiamo una tegola in più per il finale del campionato con Maris, che è il nostro centrale più esperto, ex professionista in Austria, e abbiamo perso un'altra pedina importante. Adesso stiamo cercando di attaccare sulla destra con il giovane Merichini, è maltrattato, arriva sul fondo, l'arbitro ha fischiato la punizione, meno male, vediamo gli sviluppi. Comunque sarà dura. Ok, Franco, grazie, naturalmente linea aperta per te per qualsiasi ulteriore aggiornamento, d'accordo? Grazie, a dopo. Nel frattempo a Pordenone e Bottecchia rientrano in campo le squadre, ricordiamo Pordenone in 10 per l'espulsione nel primo tempo per doppia ammonizione di Simoncelli, un Pordenone che insomma sì è sotto di un gol, ma in effetti forse Marco è un risultato un po' bugiardo per quanto riguarda Pordenone, perché insomma giocandosela con la capolista, se la sta giocando con la capolista, se la sta giocando comunque, ha nel avuto anche le Maxi sue Lopez occasioni, si mangia un gol grande come una non so cosa ad Udine, un grattacielo. Meno male per noi udinesi che Maxi Lopez se l'è mangiato, vero Alice? Esatto. e anche Alessandro, perché lui ha... Tu non hai neanche visto poi il raddoppio dell'Udinese? Eri già qua? Ero già in piedi. Senti, ma cosa significa stare insieme a una rocchettara come la Mirna? Perché non è solo suonarci, viverci insieme, sopportarla. Bravo. Attento Hai già riassunto tu. No, perché poi lei ha anche degli orari particolari, perché essendo anche insegnante, no? Cioè, Beh, anche lui però abbiamo gli stessi orari in realtà, ecco, quindi... perché l'altra sera mi ha chiamato, ieri sera, no? Mi ha chiamato anche abbastanza tardi, che eri ancora a 90 di Piave. Annuale, scusa, Emanuele, che proprio non è dietro l'angolo No, rispetto a Porcia dove abitate. Porcia, sì. Scusami, mi fermo perché c'è la Gemma là. No, è arrivato un messaggio GP che devo leggerti assolutamente, perché arriva da parte del nostro amico, ormai posso dire Gennaro, no? Visto che l'ho conosciuto anch'io dopo con una bella gaffe, grazie a te che sei troppo malizioso. Sì. E dice: è la prima volta che ti vedo, l'Adamico ti fa una pippa, GP sbottona altri 2 bottoni della camicia e sei invincibile. Vedi? Tutti amici, ti vogliono tutti bene. Tutti che mi criticate, vedete invece che l'Adamico mi fa una pippa. Sarebbe anche carino se succedesse. Ricordiamo auguri a tutte le donne. No, sì. ecco ogni volta. No, ma dico Buffon è anche leggermente grande, quindi non so come la prenderebbe, no? Tu hai presente chi è Buffon? Sì. Almeno quello sì. Riesci a capire chi sia, no? Dunque, no, torniamo a bomba, no? Perché tu pensi che... Quindi? No! Alessandro. No, dai, non è... Attento a quello che dici. Infatti. E poi lei? No, è facilissimo, c'è da Dio. Sì. Basta dire sempre di sì. E fare quello che voglio io. Benissimo. E poi tu fai anche l'altra attività con Tupperware, visto che l'ho imparato, Sì. E fai anche degli show cooking in casa, inviti amiche e amici. Degli atelier culinari. Come si chiamano? Atelier culinari. Ho capito. E quindi cucino delle ricette insieme alle donne, faccio ovviamente vedere i prodotti con i quali lavoro, i cibi, e così ci divertiamo, passiamo una bella serata insieme, si mangia qualcosa, poi se vogliono... Ma Alessandro è presente o lo chiudi in camera? No. Tipo sai col cane e col gatto non devi disturbare e lo chiudi in camera. No, in realtà vado io da queste signore. Ah, sei tu che vai in trasferta, ho capito. Buona la scusa Alessandro, Non è male. Allora, ma una domanda... Infatti rimane con la casa libera e poi lo chiamo con FaceTime e gli chiedo di farmi vedere tutta la casa e di inquadrarsi anche per capire se è da solo o cosa. Modello Gestapo, sì. Ma ho dei fondali tipo così, no? Preparato con la cucina, tutto in ordine. Ho capito. Col posto, alle scenografie. Hai fatto la scenografia? Certo. Invece Francesco è una persona molto mite, è un grandissimo chitarrista. Grazie. E quindi la domanda sorge spontanea: come fai tu che sei gay o... No, ho detto un bravissimo chitarrista, non sono gay. Ho capito, ma la domanda sorge spontanea vedendolo un po' così. Ma no, sei... certo che tu sei più come si dice? Maliziosa. Maliziosa di me. Grazie Alessandro. Come fai tu a suonare con sti due?
Boh, lui ancora, ma lei? Stai Attento a quello che dici. Non ti pago, No, ovviamente in mezzo c'è sempre Alessandro. Quindi. Ho capito, in mezzo Media. Che poi ti ricordi che si parlava? Che non so se è un bene. C'è sempre Alessandro in mezzo, anche la sua volta che siete venuti. Non so se è un bene. Infatti. È vero, ne avevamo già parlato che in mezzo c'è sempre Alessandro. Allora, torniamo sulle partite. Ad Udine cosa succede, Marco? Ma il Toro prova ad attaccare, sai, deve per forza pareggiare, almeno per continuare la striscia positiva. Sì. Però per adesso il gioco staziona a centrocampo. Invece a Pordenone, il Pordenone nonostante in 10 sta iniziata. cercando di portarsi in avanti, adesso c'è una rimessa dal fondo dall'Alessandria, ovviamente cambiato il campo tra il primo e il secondo tempo, non sembra, come stesso già con l'Arezzo, che il Pordenone soffra di questa inferiorità numerica. Ricordiamo con l'Arezzo che ha vinto nonostante dal 36esimo secondo del primo tempo il Pordenone si è rimasto in 10 e vediamo se riuscirà nell'ardua impresa. Chiaramente l'Alessandria non è l'Arezzo e viceversa, no? Perché insomma l'Alessandria è uno squadrone. Vedremo appunto se riesce il miracolo anche questa domenica, anche se diciamo che i miracoli succedono una volta ogni tanto, no? Sai che dopo abbiamo anche un'esibizione dell'Alice alla chitarra? Benissimo, abbiamo scoperto che Alice suona è vero, la chitarra, è vero, che ha lasciato Francesco. danza apposta per intraprendere per suonare la chitarra. Ho capito. Ascolta, coraggio. Torino perde. In effetti sta perdendo il Torino, no? No, allora, senta la regia, vediamo qualche foto di Alice, perché ne abbiamo tante e poi c'è anche uno scherzetto che l'ho fatto io, naturalmente benevole. No, siccome si lamentava un po' del suo fisico prima, ecco, vediamo un po' di foto di Alice che merita, a parte perché sei molto bella anche da view, ma soprattutto sei molto fotogenica. Qua sono delle foto scattate l'anno scorso, il famoso shooting fatto per Miss Topolini, questo, so tutto. Ecco, qua invece hai una maglia addosso bellissima, che è quella dell'Udinese, ed è una festa al Queen. Sì. Ecco. Vabbè, questa è a tema. È bellissima. Giornata. Vedi che magari porti culo all'Udinese, dopo sarai fissa qua. qua. Il numero 15, il calciatore. Chi è? Inizia con la B. B? Boh. Belle, forse. Boh, se non lo sai tu. Ed era anche autografata, però maglia originale. Ecco. Qua ancora bellissime foto, anche questa qua in occasione appunto di Miss Topolini a Trieste l'altra estate, no? Ecco qua, sì, vedete l'eleganza, qua un bellissimo abito, sei proprio elegante secondo me, sei proprio come portamento, a parte essere gnocca, però sei proprio elegante, voglio dire, no? Grazie. Altre foto, queste qua sono le foto no, ne parliamo dopo, del fotografo ovviamente, no? Qua invece eri al Festival Show quest'estate a Palmanova, mi sembra. Sì, esatto. Si riconosce dal cielo che siete a Palmanova, perché a Palmanova c'è un cielo molto particolare. Qua, ancora Miss Topolini. Fermi su questa foto, cosa c'è che non va? No, siccome prima lei si è leggermente criticata sul fisico, cosa c'è che non va nel tuo fisico, Alice? No, adesso che lo vedo. Carnesis ha salvato. Carnesis ha fatto un miracolo, infatti, sul Quagliarello chiaramente. Allora, fermiamo qua con le foto, ecco un bellissimo primo piano del viso di Alice. Hai anche uno sguardo, oltre a tutto il resto, hai anche a palo interno di Quagliarella, attenzione, grandissima azione di Quagliarella, palo interno, la palla torna in campo, di solito va in gol. Due pali, no, un palo. E Carnesis la para, quindi miracolo. Alessandro, roba da infarto. Già, ecco, roba da infarto. Nel frattempo in eccellenza non succede nulla perché la Gemma non mi contatta. Assolutamente niente, tutto fermo. Comunque potreste anche intervenire ogni tanto, sì. Vediamo in Serie D se c'è qualcosa di cambiato, stiamo aggiornando i nostri risultati. Vediamo Scusa GP se non sono intervenuta, ma mi sembra che di cavolate le stai dicendo tu abbastanza anche per me, quindi guarda che io a una certa età potresti anche darmi una mano a dire minchiate, visto che sei anche tu molto edotta a ciò. Oggi sei con linguaggio aulico. Molto aulico, perché minchiate aulico ovviamente. No, perché ho avuto, ti dico perché sono aulico, perché ho avuto un po' di mal di denti durante la settimana e andavo avanti a Moment Act, che più o meno è come l'auling, hai capito? No, questa era orribile. Lo so, no, l'ho detta apposta, sapevo che faceva schifo, no? Ecco. Allora, dobbiamo recuperare una pausa pubblicitaria. Attenzione, no, Serie D, Alto Vicentino Montebelluno, non c'era dubbio, 2-0. Ma io non so perché questi aggiornano a 2-2 i gol. Vediamo quando è successo. Allora, comunque,
Risultato quando siamo in Serie D al 12° dei secondi tempi, scusatemi, risultato variato appunto per l'Alto Vicentino, a Valdagno, Alto Vicentino 2, Montebelluna 0, mentre la capolista, i biancoscudati di Padova, giocano in casa con l'Union Pro, anzi scusate, con l'Arzichiampo, Union Arzignano, ed è 0-0. Per il resto tutti i risultati della Serie D sono invariati, quindi andiamo a ricapitolare al 12° dei secondi tempi. Alto Vicentino, Montebelluna 2-0, biancoscudati Padova, Arzichiampo 0-0, Clodiense 5, Mezzo Corona 1, Dro Fontana Fredda 1-0, Giorgione Belluno 0-0, Legnago Mori Santo Stefano 0-0, Sacinese Tamai 2-0 e la Fenadora Triestina, purtroppo per gli amici di Trieste, sono sotto per 1-0. Allora, ci fermiamo per un attimo. Poi lasciamo Marco che smetta di guffare, che tu non lo senti, ma sta guffando, disperatamente. Marco sta guffando. Sì, assolutamente, tra poco si trasformerà in Alvise anche. Allora, prima di andare in pubblicità voglio raccontarvi un aneddoto mio, di Marco e di Luca, di suo fratello. 2 anni fa, non l'anno scorso, 2 anni fa, riescono a trascinarmi allo Stadio Friuli a vedere un Udinese Torino. Ti ricordi? Sì. Una partita indegna, una vergogna assoluta. Lasciamo stare che poi l'Udinese ha vinto per 1-0, 2 rigori non dati al Torino, avanti. Dopo 10 minuti, ti ricordi? 10 minuti di numero, io mi giro verso loro due, io mi sono rotto, andiamo via, no? Perché era talmente brutta la partita, poi ti ricordi che non era caldissimo neanche, no, faceva freddo. Ecco, oggi però non è così, no? È una partita più viva, più combattuta, no? Decisamente. Sì. Diciamo che il Torino meriterebbe al momento, io sono anche obiettivo, dopo le azioni che ha fatto, meriterebbe il pareggio. Ne ha avute almeno 3 occasioni, dai, grosse. Però non sempre si può avere quello che si merita. Ecco. Sto zitto perché mi è venuta una battuta bruttissima, è meglio che taccia. Attenzione perché comunque manca ancora la fine del primo tempo e poi c'è il secondo. Gemma? Sì, è arrivato il messaggio di un telespettatore e così magari intanto la faccio direttamente a Mirna perché la domanda è per lei, così magari durante la pubblicità lei ci pensa e poi dà la risposta a Massimiliano. Quindi è una roba difficile. Beh, no, sì, non credo sia difficile, però insomma magari un po' ci deve pensare. Dice: buongiorno, sono Massimiliano, vorrei chiedere alla signorina Mirna che prodotti usa in casa per cucinare per conservarsi in forma così smagliante. Grazie. Solo prodotti Tupperware. No. Cioè, ma non sono le li mangia. Cioè, mangi le vaschette? Io adesso... No, però conservo e cucino con prodotti e utensili Tupperware, quindi mi aiutano appunto. Ci sono le royalty. Ciao Max. Ciao Max, nel frattempo il Pordenone in avanti sta diciamo cingendo un po' d'assedio l'Alessandria sulla sinistra. Allora, io so, perché sai che io ho informatori. Stai attento anche State tutti attenti oggi. Ogni dove. Io so che tu sei andato dal nostro amico Gennaro Leone, ovvero sia nel nuovo punto vendita di Pordenone Interporto Vic Make It Out, e lui ti ha consegnato un gigantesco congelatore dove tu dormi di notte. Certo, vedi? Ecco, per mantenermi. Per mantenerti, ecco, svelato perché in realtà Mirna ha 62 anni. Con tante esperienze. Posso fare un appello a Gennaro? Ne hai uno anche per GP di questi congelatori? No, visto l'effetto bellissimo. Lei ha cominciato presto. A te è troppo tardi. È un congelatore, non è una ormai macchina lui è irrecuperabile. Non è una macchina del tempo, è un congelatore. È criogenia e basta, non miracoli. Criogenia, bella questa. Finita Udine il primo tempo, 1-0, scusatemi, 2-1 per l'Udinese, invece a è Pordenone. finita anche a Parma-Atalanta il primo tempo. E com'è? 0-0. Sì. Un esaltantissimo 0-0. Sì. E stanno ancora giocando sia a Verona che a Empoli. E invece lì i risultati sono? A Verona, Chievo Verona-Roma 0-0, Empoli-Genoa 0-1. Bene, in Serie D non è cambiato alcunché e quindi col Pordenone ancora sotto di 1-0 quando siamo al 57esimo, ovvero sia dunque 12esimo del secondo tempo. Ci fermiamo. Adesso io e Alice andiamo a mangiare i pasticcini. Io non posso. No, tu stai qua a vedere le partite perché devi fare qualcosa nella tua vita. Guarda un po' scusa, ma è in intervallo l'Udinese? Tu guardi il Pordenone adesso, nel frattempo... Vabbè, ma era Marri, se la cavano da soli. Nel frattempo la nostra amica Marina Presello intervista
Cone. Aspetta, Alice, ti piace Cone? Ti piace questo stile di uomo? Un po' rude, un po' così. Sì, non mi dispiace. Con quella barba così. Ti piace la barba? Sì. Sì. A me no. Cioè, lui sta bene. Sì, vabbè. Però tipo la barba no, perché poi mi ingraffia il viso se lo devo baciare. Poi magari dà fastidio anche in altre parti. Ecco, allora ecco. Sono stato zitto. Allora, una volta io sono stato zitto, ci ha pensato lei. Invece a te piace la barba? Sì, non mi dispiace. Il tuo fidanzato ha la barba? Sì, no. Cioè, sì, no? Come dire che metà sì. Qualche volta sì, Hai ecco. presente la pubblicità quella che A è metà, sì. Ecco. No? Avevo in mente quella lì. In realtà è un attore, non è un calciatore, l'abbiamo scoperto. Il suo fidanzato è un attore? Che fa il calciatore? Esatto. Cioè, nel senso, ha fatto un film dove interpretava un calciatore. Esatto. Ma dopo Oppure ci un dico chi calciatore è. che fa l'attore. Perché qua è tutto un segreto. Dopo abbiamo ancora un po' di tempo. Gemma! Sì, giusto prima di andare in pubblicità, appunto, c'è Gennaro che dice: per GP ho il tritaghiaccio per i moiti. No, allora Gennaro, mi serve assolutamente una spina della birra da mettere a casa. Te l'ho già chiesto 1000 volte e non me l'hai mai procurata. Una bella, ma non i fustini, proprio la spina della birra. Proprio la spina intera. Perché sennò qua tutta sta fatica Il per mettere fustino su. lo metti tu, no? No, ma Il la fustone. la fatica per far crescere i miei addominali. Se non bevo tanta birra, sai, mi spariscono. Piccolo Quindi io devo silos fuori tenermi dalla casa. assolutamente in forma. Gemma, C'è un'altra variazione in eccellenza, Lumignacco Torre 2-0. ecco, anche per il Torre purtroppo è notte fonda. Brutta stagione con gli amici del Torre, d'altra Finiti parte. tutti i primi tempi, intanto in Serie Bene, A. allora vediamo la fine dei primi tempi e poi andiamo appunto in pubblicità. Poi possiamo anche sentire un commento di Alice sul primo tempo. Al rientro lei ci commenterà, ci farà commento tecnico di tutte le azioni di Udinese Torino. Allora, vi riassumo i per primi minuto. tempi: Chievo Verona Roma 0-0, Empoli Genoa 0-1, Parma Atalanta 0-0, Udinese Torino 2-1, quindi per il nostro gioco attualmente siamo X e 1. X e 1, perfetto. E vorrei dire che Alice sta vincendo Alice per sta ora. vincendo. Ma Alice è nel paese delle meraviglie, infatti è venuta a trovare noi siamo il paese delle meraviglie e quindi lei sta vincendo. Che roba che mi sono inventato. Però per il momento me ne sto ancora zitta Sì, perché è solo finito il primo tempo, quindi... Una domanda, ti piace bere vino? Sei astemia? Bevo, sì. Sì. Ma la mamma Il la sta giusto. guardando, per cui... Ti sta guardando la mamma? In realtà no. E allora puoi Ma dire- me lo prende lei il vino in casa, cioè lo prende lei e lo beve. Quindi... Ho capito. Perfetto. Allora noi andiamo a mangiarci un po' di pasticcini, ci vediamo tra pochissimo, grazie. L'altra serata, il nuovo spettacolo ed una nuova trasmissione da vivere tutti insieme. Martedì 10 marzo al Black Lantern, Aviano, le splendide voci di Silvia Smaniotto, Mirna, Serena Rizzetto, sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare, la danza, il cabaret, presenta e non solo Enrico Pellizzari. Martedì 10 marzo, ore 21, The Black Lantern, Aviano e su TPN Telepordenone il primo show domenica 15 marzo, ore 21:15. A marzo sbocciano folli occasioni. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Lavatrice Smeg classe A++, meno 50%. Inverter 8 kg a 599 euro invece che 899. E tante altre occasioni shock. Solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano Decimo, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è.
Dalle Narduzzi Mobili, ultimi giorni, ulteriori ribassi, sconti fino al 70% su cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, bagni e complementi. 3.000 metri quadri di pure occasioni. Ultimi giorni, ulteriori ribassi. Dalle Narduzzi Mobili a Domanins, Rauscedo, aperto anche la domenica. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. Got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. Questa volta siamo riusciti a liberarci di Hai visto GP. l'ultimo spot che ho fatto? Guarda, l'ultimo spot che ho fatto, hai visto? No, non stavo guardando. Non l'ho vista. Il fatto che guardi maschi nudi, però ci provi con il chitarrista. Allora, oggi mi sto veramente. Mirna forse allora, ha un po' ragione. siccome non l'avevo mai visto, perché una cosa è vederlo, sai, sul monitor, una cosa è vedere in televisione, l'ultimo è uno spot pubblicitario dove hanno utilizzato il mio fisico. Allora, Quanti anni fa? non so, bella, brava. In un'altra vita. In un'altra vita. Allora, caro GP, tu sai, oggi è la festa delle donne, allora Robby Visentin ha una sorpresa per te. Cioè, io non ho parole. Te lo passo, non lo so. Allora, quando Robby Visentin dice che è una sorpresa per me, io comincio a preoccuparmi. Siccome conosco le sorprese che Robby mi fa, prego Robby. No, non è una sorpresa per la festa delle donne. Ti volevo passare il mister che è tenuto qua vicino a me, così se vuoi parlare con lui un attimino. Certo, mister Lo Zoratti, passo? un grandissimo allenatore, veramente, e oltre ad essere un grande allenatore abbiamo Pronto? avuto... Buon pomeriggio mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Allora, stavo appunto parlando di lei, che abbiamo avuto l'onore di averla in studio, grandissimo allenatore, ma soprattutto, come le ho detto l'anno scorso, grandissimo uomo di calcio e uomo con la U maiuscola. Ma la ringrazio. Che partita sta vedendo mister lì a Tolmezzo? Sono qui a Tolmezzo, naturalmente, sì. A Tolmezzo a vedere il Charlie, perché giochiamo per due domeniche. È una partita un po' strana, nel senso che il Tolmezzo dopo pochissimi minuti ha fatto gol, diciamo così, ha preso un po' di infilata del Carlino, del Charlins, e poi il Tolmezzo aspetta, va un po' in contropiede, ha avuto anche con Gregorucci altre due opportunità, però anche nell'area del Tolmezzo c'è stata qualche mischia pericolosa. Tolmezzo sta aspettando, mi pare anche abbastanza al limite della propria area, quindi comunque
Charlins in questa situazione tattica ha sempre l'opportunità di arrivare vicino alla porta, ha dei buoni tiratori anche da fuori come Mora soprattutto, ha dei buoni saltatori, Visentin da 2 occasioni è andato a saltare, qualche mischia c'è stata, una partita ancora aperta al di là di tutto. Insomma. Ecco, facendo un ragionamento adesso, mister, visto che ho la fortuna di averla al telefono, un ragionamento ad ampio raggio proprio sul campionato, dove il Monfalcone in questo momento è in testa, addirittura andrebbe a 5 punti se il risultato finale di Tolmezzo fosse questo. Tolto il Monfalcone, l'UFM che si sapeva che era una corazzata in quanto non aveva smantellato la squadra dell'anno scorso, ma anzi è arrivato un certo Godias che credo le abbia fatto molto piacere averlo con lei, vero? Godias è uno di quei giocatori che ogni allenatore vuole, perché al di là del giocatore, perché insomma è chiaro, un giocatore come lui, tutti i gol ne ha fatti già 20 anche quest'anno, voglio dire, ma è un giocatore, una nuova squadra, nel senso che quando c'è da fare allenamento sempre il primo, arriva per primo tra i primi al campo, va via per ultimo, qualsiasi cosa io proponga, non so, oggi ci mettiamo seduti in mezzo al campo e lui è il primo a sedersi, cioè voglio dire, è abituato a fare tutto quello che gli viene chiesto perché è stato un professionista serio, vero e comunque in categorie importanti, per cui è abituato a seguire così quanto viene proposto e lo fa sempre al meglio e quindi, ripeto, mi ricordo all'inizio quando facevamo un lavoro atletico, ad esempio i 1000 metri, tanto per fare un esempio, i suoi 1000 metri, che fossero 6, 8, quello che sgaravano sempre di 5 secondi tra il più veloce e il meno veloce, quindi lui andava sempre al meglio, faceva sempre tutto e quindi è un esempio per i compagni, infatti i compagni lo stimano molto e sono tutti così, pendono un po' da quello che dice lui, perché comunque quando racconta le sue avventure, insomma questi ragazzi che non hanno visto alcuni finora solo l'eccellenza, lui racconta di quando era in categorie notevoli e a quel punto lì tutti lo ascoltano proprio così, pendono alle sue labbra, per cui è un giocatore straordinario, un uomo straordinario, sono contento di averlo chiaramente. Ecco, detto di Godias, parlando dell'eccellenza, appunto escludendo il Monfalcone, qual è la squadra fino ad oggi che l'ha più meravigliata? Che non si aspettava che fosse così forte e che arrivasse a certi risultati? Allora, una squadra che sta facendo molto bene e anche per certi momenti giocava un ottimo calcio perché è allenata bene da Zanutti, che è il Vesna. Poi ha avuto un periodo, adesso questo non so perché, ma questo lo potranno sapere solo lo staff, l'allenatore o il suo staff. Ha avuto un periodo in cui così ha perso diverse partite, però c'è stato un periodo in cui era una squadra bella a vedersi, faceva tanti risultati importanti, giocava un ottimo calcio ed era veramente una squadra simpatica e praticava un ottimo calcio. Poi ci sono anche altri, il Cordenò stesso, insomma una buona squadra, ci sono la Virtus Corno che adesso magari sta facendo bene in queste ultime partite, al di là del 4-1 che ha dato a noi, ha rifilato a noi, però è una squadra che ha dei giocatori che io pensavo potesse così essere un po' più competitiva, nel senso che potesse essere un po' più avanti. Adesso è andata avanti in Coppa Italia, questo sì, però per l'organico che ha, fino almeno a 2 domeniche fa, che ha fatto 6 punti nelle ultime 2, fino a poche domeniche fa, diciamo, era una posizione un po' anonima per l'organico che aveva. E poi Charlins chiaramente è indicata all'inizio ancora un po' più di noi, poi noi è arrivato Godias, così anche noi siamo diventati corazzata, ma la prima corazzata del campionato, del mercato era il Charlins. E poi vabbè, siamo 2 ottime squadre e siamo qua, lotteremo credo fino alla fine, anche se oggi il Charlins sta perdendo, però si vede che ha individualità importanti, insomma poi anche a carattere, perché si vede che sono tutti giocatori che così vogliono perdere, lottano, si spronano, corrono, quindi sarà, io credo, fino alla fine una bella lotta tra noi, a meno che in casa tra 2 domeniche non avvenga un certo risultato della squadra che magari sta davanti, che riesce a vincere, a quel punto potrebbe esserci un distacco un po' abbastanza, diciamo così, consistente, però io credo che tutte e 2 le squadre dovranno fino alla fine lottare per vincere il campionato. E la squadra delusione? Ma non si dice mai che è delusione, ognuno, se c'è qualche squadra che ha fatto meno, ad esempio facile dire Chions, no? Esatto. Perché all'inizio sembrava che il Chions fosse una delle migliori del lotto e come giocatori ci sta anche, c'è anche degli ottimi giocatori, però sì, poi bisogna sapere i problemi della squadra, il rendimento magari di giocatori importanti che sono stati sotto la norma, sotto quello che così potevano dare, i rapporti che ci sono, non è facile giudicare, se però senza che si offendano posso dire probabilmente il Chions. Anch'io, infatti la mia domanda, anch'io stavo per arrivare proprio al Chions, perché
tutti la pronosticavano come una squadra che avrebbe potuto lottare proprio per la promozione, invece insomma si è un po'... la promozione, vincere, ci vogliono un po' di cose, però sicuramente, dato che all'inizio si pensava dovevano esserci playoff, ecco, una delle squadre, il Chionsk, del quale è indicata per fare i playoff, sicuramente sì, era questa. Certo. Perfetto, mister, io la ringrazio. Grazie a voi. La saluto affettuosamente e noi ci vediamo sabato 21, sarò sicuramente presente per questo grandissimo incontro UFM Fattoria di Smuzzane. Grazie mister, grazie, fa ciao. Piacere, arrivederci. Grazie. Sì. È ripresa a Udine e c'è un cambio nell'Udinese, è uscito Pasquale, è entrato Gabriel Silva. Ecco, speriamo che sia entrato non come le ultime partite, infatti Pasquale l'aveva sostituito proprio perché non aveva fornito buone prove. Prego Gemma. Adesso andiamo a Sacile, GP, perché c'è Pier Antonio Stella. E allora subito a Sacile, vediamo cosa succede al 25 aprile. Prego Pier Giorgio. Pier Antonio, sì Giovanni. Pier Antonio, scusami. Giovanni, figurati, terzo pris della Sacilese. Questo secondo tempo era cominciato con un Tamai in cerca del gol che potesse riaprire la partita e la Sacilese regia di rimessa, e proprio da un'azione di rimessa è nato il terzo gol della Sacilese, azione orchestrata da Favret per Federiva che apre su sottovia all'altezza, diciamo, circa del dischetto dell'area di rigore, leggermente esposto sulla sinistra, e per l'attaccante della Sacilese è stato, tra virgolette, un gioco da ragazzi trafiggere il portiere del Tamai, Francescutti. Per cui qui, quando siamo alla mezz'ora del secondo tempo, la Sacilese conduce per 3-0, c'è da registrare, e qui ovviamente il mio tono si fa sinceramente meno entusiastico, visto che è un allenatore che stimo molto ed a cui sono particolarmente legato anche per quello che ha fatto qui a Sacile, proprio mentre io appunto ero già addetto stampa di questa società. Il mister De Agostini non è rientrato in campo nel secondo tempo per l'ennesimo attacco appunto di stress che, come sappiamo, in questa stagione lo sta facendo particolarmente tribolare, per cui ovviamente un grandissimo in bocca al lupo al mister, che risolva al più presto questo problema della sua eccessiva emotività. Grazie Pier Antonio, e stavamo sorridendo in studio perché Di Natale ha sbagliato, o meglio è stato anticipato su un'azione molto favorevole per l'Udinese in attacco, ovviamente una manovra in ripartenza si dice, non si dice più contropiede perché adesso si chiamano ripartenze. Seguiamo questo corner dalla destra, l'Udinese sta giocando sotto la curva sud, in attacco Di Natale va al calcio d'angolo, al centro nel mucchio, gol ancora, e questo è... Chi è questo signore abbronzato? Ciao Belu. Oh, non ne conosci? È Badu? No. Ragazzi, chi è? Tu sei iscritto su Badu? O Badu? Vabbè, girati per cortesia. È vago, sì, è vago, sì, era lo sconosciuto di cui ti chiedevo settimane fa in difesa. Quello che ha fatto cappelle mostruose domenica scorsa, insomma. Ecco. Ci ha messo la testa in altra maniera. Secondo me è vago. Volete che cerco in internet? No, vai a cercare il numero dell'Udinese per cortesia. Vedi, sì. Leggi, è vago, ma mi credi ogni tanto. Corner, quindi Di Natale, 2 corner, 2 gol. Non di Natale, un colpo l'ha fatto Cone e un colpo l'ha fatto Vago. Quindi caro Marco, a Torino e a Udine 3 gol. 3-1. Per conto che eravamo la quarta difesa del campionato. 3 gol in una giornata. Che poi, tra parentesi, l'Udinese è uno dei peggiori attacchi della Serie A. Adesso non per dire. Ha segnato un difensore, adesso vorrei far notare. Sì, in tutto questo. Sì. In difesa no. Nel frattempo in Serie D anche il Belluno va in vantaggio a Castelfranco Veneto, quindi Giorgione 0, Belluno 1. Continua a braccetto il cammino sia del Sacilese e Belluno, in quanto sono a pari punti. Sacilese vince 3-0, il Belluno sta vincendo a Castelfranco con Giorgione per 1-0 e quindi terzi ancora a pari merito. A Pordenone, il Pordenone sta cercando di dare il massimo per raggiungere il pareggio. Adesso una bella azione in avanti, ma viene intercettato il cross verso Maccan da un difensore, quindi corner a favore del Pordenone. Gemma. Andiamo in eccellenza e per la precisione a Cordenonse c'è Franco Tugliak per noi. Franco, sentiamo se ci dai una bella notizia per lo Zaule. Dimmi, no,
dimmi cosa succede negli altri campi perché qua stiamo malissimo. Allora, ricapitoliamo l'eccellenza, Chios Vesna 0-0, Cordenò Zaule 2-0 o quello che ci darai tu adesso? No, purtroppo qui è 3-0. 3-0, immaginavo dalla tua voce. All'inizio del secondo tempo è passato neanche 60 secondi che Facca è entrato dentro dalla sinistra e appena in area è entrato nel vertice destra, si è lasciato partire una bordata imprendibile, così siamo sotto di 3. Come mi avevi detto, però anche le altre pericolanti sono là. Sì, Lumignaco sta battendo il Torre per 2-0, la San Vitese sta pareggiando Pensa in casa con l'Oltre per 0-0 e il Tolmezzo sta vincendo col Cervis Muzzane per 1-0. Ah, questa è una sorpresa, Sì. Qui ti dico, ormai stiamo giocando, cercando di fare qualcosa di buono, ma oggi è una giornata storta. Adesso Menichini che ci prova e sfiora il palo, e forse è la prima occasione nitida che abbiamo avuto in tutta la partita in questo momento, e Menichini ha sfiorato il palo. È una giornata, come dico, storta, abbiamo iniziato male e stiamo continuando peggio, non abbiamo idee a centrocampo, non abbiamo la difesa normalmente che è Arcigna, oggi si è lasciata bucare sui calci piazzati 2 volte e purtroppo siamo qua a subire questa sconfitta più che giusta perché non siamo entrati in partita. Ecco, diciamo forse, Franco, scusami, che non è a Cordenò che fate i punti salvezza, visto come sta viaggiando il Cordenò. Certo, questo è... Sì, ma sai, almeno un punticino si sperava per muovere la classifica dopo le 2 sconfitte casalinghe che ci hanno penalizzato moltissimo, specialmente quella col Vesna non la meritavamo, poi quella contro il Mezzo è stata dettata dalla Bora e adesso un punticino ci stava benissimo, ma purtroppo dovremo giocarcela la prossima partita abbiamo l'UFM a Zaule in casa nostra e altra sconfitta che sarà difficilissima evitarla, e poi ci restano le ultime 5 che ce la giocheremo tutto per tutto con Gemonese, con Tricesimo, con Virtus Corno e Torre. Dobbiamo tornare qui a Torre di Pordenone, è proprio lì vicino, tra parentesi, sì. Sì, che sono qua a 2 chilometri. Esatto, no? Sì, 2-3 chilometri. Adesso vedremo di fare almeno l'incasso con l'UFM. Beh, penso di sì, sai, penso che sarà veramente pieno a Zaule con l'UFM. Sì, senz'altro. E poi dovremo andare appunto a Tricesimo, Torre, Gemonese e Virtus in casa, l'ultima è quel Virtus a casa nostra, ce la giocheremo fino all'ultimo. Attenzione, scusami Franco, se c'è qualcos'altro o se no ci sentiamo più tardi. No, per il momento non c'è niente di nuovo. Ci sentiamo dopo, grazie. Perfetto, grazie ad Udine, episodio Marco, episodio dubbio, con replay fuori dall'area, vabbè. Era più dubbio quello precedente, però a favore del Torino, sì, c'era in area, lì era in area di rigore. Comunque, vabbè. Entra un giocatore che a Mirna piace tantissimo, si chiama El Kaduri. Vero Mirna? Sei innamorata di... Guarda silenzio in studio, guarda che bel fiocco questa battuta. No? Perché tu vuoi far divorziare le coppie? No, ma guarda che Alessandro è una persona molto ironica e di spirito, se no dopo quello che le ho detto la volta che erano venute la volta scorsa non sarebbero tornati. A questo proposito, mentre a Pordenone si stanno menando veramente di santa ragione al centrocampo per la Pordenone Alessandro, il Pordenone, ripeto, sta ottenendo una importante supremazia territoriale, nonostante giocino in 10, purtroppo non ci sono occasioni da gol. Io direi che voi andate a prepararvi, che facciamo un altro bel... ci fate una bella... un bel brano, perché poi dobbiamo parlare di quello che succede martedì 10 che vi vede coinvolti, ovviamente. Alice, allora, questi primi 10 minuti del secondo tempo, cosa ci puoi dire su Udinese Torino? Ma non era il primo tempo che avevo... Doveva Scusa, io mi ero preparato sul primo tempo.
Ma sai, bisogna essere sul pezzo, no? Non si può parlare del primo tempo quando c'è già stato il terzo gol, prego. Ma tu dovresti, io che ho le orecchie lunghe, sento, sono qua che si punzecchiano, cioè io li... Sono due. Intanto mi ha fatto un 3 così. Grande. In realtà secondo me lui ci sta provando con lei, però dopo Chiamalo scemo, scusa, voglio dire, se io fossi seduto al suo posto farei uguale. No, veramente io non farei niente, oramai sai che io sono... allora, vediamo, Alessandria che in questo momento sta attaccando, mentre Udine sta attaccando l'Udinese. Attenzione, Alessandria pericolosissima in avanti, per un pelo, meno male, l'attaccante dell'Alessandria è entrato in area di rigore e ha tirato fuori, ma c'era un fallo precedente in quanto Careri, il portiere del Pordenone, mette la palla per ripartire al di fuori dell'area di rigore. Allora, vediamo cosa i nostri amici Mirna, Francesco e Alessandro. Allora, adesso faremo un'altra canzone mia. Sì. Si chiama I Can Hold It ed è una canzone che andrà nel nuovo EP. Ricordiamo cos'è l'EP, perché... L'EP è un album più piccolo, quindi non con 12 brani, ce ne sono dai 2 ai... No, possono essere anche 6. Sì, dai 2 ai 6, ecco. Alice, va bene, suono io adesso? Ora va di nuovo. Posso devi chiedere questo testa delle donne, un precedente. No, fermi tutti. Fermi tutti perché c'è Daniel al telefono per attenzione, darci... si sblocca San Vito Abbigliamento, vediamo cosa succede. Prego Daniel. Luca, starò a favore della All 3 e purtroppo è la San Vitese in svantaggio. Hai un po' guffato tu prima, Giovanni. Non ho parlato di statistica, che è una scienza esatta la statistica, attento. Pronto? Sì, ti sentiamo, ci senti? Io ti sento pochissimo. Quindi Adesso l'oltre è andato in vantaggio. Meglio. Sì. Dicevo che l'Ole 3 è sbordata in vantaggio adesso su un calcio d'angolo. Il centrocampista, il numero 8 Bricche, ha portato in rete e purtroppo la San Vitese sta perdendo e non va assolutamente bene, perché oggi bisogna assolutamente far punti, ma per adesso sì, anche perché Daniel tutte le altre stanno zoppicando, quindi era una bella occasione per prendere 3 punti molto molto importanti. Ho capito, speriamo di pareggiare, ma è dura. Certo. Va bene, grazie Daniel, naturalmente linee aperte per qualsiasi altra eventuale aggiornamento. Ribadiamo il risultato a San Vito, l'Oltre va in vantaggio, San Vitese 0, Oltre 1, e in Serie D, prima di ascoltare Mirna, Alessandro e Francesco, l'Alto Vicentino fa poker, quindi Alto Vicentino 4, Montebelluno 0 e Belluno raddoppia Castelfranco Veneto, e quindi Giorgione 0, Belluno 2. Tra poco i finali della Serie D, ricordiamo, cominciata alle 14:30, a Pordenone si menano come dei fabbri, adesso vediamo se succede qualcosa, guarda che roba, soprattutto l'azione di prima. Alessandro ovviamente che gioca con Marco con la divisa grigia? No, ripartenza. Sempre. Stanno aspettando il Pordenone. Ma devo dire, ho visto anche delle azioni, non gioca male il Pordenone. Nel frattempo il Torino rischia anche di fare il gol, sempre lui, rischia però. Quagliarella. Vediamo l'azione molto bella. Beh, vabbè, ha messo la mano in faccia a Danilo, questo era anche fallo, vediamo, vedi, ecco, proprio una bella schiaffone gli ha tirato. Anche di là. Ha fatto destro-sinistro. Va bene, allora, aspetta un attimo, che controllo, tutto a posto, prego.
che potenza, che voce che hai. Ma una domanda, dopo andiamo in pubblicità, Alessandro. Sì. Ma in intimità quella voce lì, perché io prenderei paura, Ma sì, ma la prendo paura. Ah, prendi paura? Sì, ecco, Gemma. Sì, volevo informarti che si è chiusa la partita a Trieste 1-1. Sì, non a Trieste. Ciao Marco. Sì. Ciao a Marco, non si è chiusa a Trieste, ma si è chiusa a Un'Oripa la Fenadora e quindi a, come cavolo si chiama quel paese, aspetta che vi ricordo, a Feltre, vicino a Feltre. Va bene, allora, primo risultato della Serie D, conclusivo, 1-1, tra poco i finali della Serie D appena ce li confermano. Cosa succede ad Udine, Alice? Pensavi che Udine siamo... Cosa succede ad Udine? Siamo ancora 3-1 per l'Udinese. Supremazia del Torino, mi sembra di capire, sì, no? Do questo merito al Torino. Effettivamente però non riusciamo sta giocando... a segnare. Però ecco, siamo ancora in vantaggio. Ecco. E invece purtroppo a Pordenone supremazia, come dicevo, continua, a parte 2 azioni di alleggerimento dell'Alessandria, supremazia del Pordenone. 3 minuti di recupero in questo momento al Bottecchia, perché a Bottecchia ricordiamo che è cominciata alle 14:30 la partita. Purtroppo il Pordenone è ancora sotto per 1-0. Vediamo gli altri risultati della... Prima di andare in pubblicità. No, vorrei dirti sì, prego, che è uscito Gazzi adesso del Torino, che prima aveva creato un po' di scompiglio Gazzi ad Alice, perché ci ha interrogato tutti su che nome avessimo letto sullo schermo. No, queste sono cose... Da lì il famoso detto Stigazzi. E come... Vedo male per quello. Non capivo. È come quello che diremo prima in quella clippina che ho realizzato per Alice. Prego, Gemma. No, mi stupisce, si vede che veramente perdi colpi, perché Marco è venuto in tuo aiuto dicendoti che il paese in provincia di Feltre è Pedavena, cioè il nome del Pedavena, c'è la sì. birra e tu non te lo ricordi, non ci posso credere. No, ma sì, ma infatti ho detto vicino a Feltre. Comunque di a Marco che Feltre ancora non fa provincia, perché è provincia di Belluno, ma non importa. Ha detto provincia, lui ha scritto Pedavena, parlava di Feltre. Pedavena. No, ha detto che è in provincia di Feltre. No, non ha detto. Tu l'hai detto. Ho detto io, ho sbagliato io. Sai quanto c'è tra Feltre e Pedavena? Se non lo sai tu, quanti litri di birra ci sono tra questi due paesi? Non sono mai andato a Pedavena, pensa. Io sono andata. Fanno la birra che è buonissima, c'è una bellissima birreria. Sono andata. E c'è una bellissima birreria. Queste cose non me le faccio mai mancare. Allora io e te adesso ce ne andiamo a Pedavena a berci un po' di birra. Mi sembra giusto. Perché adesso là fanno anche la Dolomiten che è buonissima, una birra speciale. Ci vediamo tra pochissimo, ancora grande musica, la clippina su Alice e altre cose con Alice. Marco Lucchini. Attenzione, cosa succede a Udine? Alice, cosa succede a Udine? Si sta menando? Mani in faccia. Ha ammonito chi? Pinzi? Come sempre, è un classico di Pinzi, non può. Poi rientrava oggi, figurati se non si fa ammonire. Cosa è successo, Marco? Parlavamo di birra. Ci siamo, però se tu guardi l'azione, ecco. Ma se gli ha dato un pizzicotto. L'ha preso per il collo, sì, ma perché l'altro prima gli ha tirato mani in faccia. Un mezzo buffetto, diciamo così, no? A mano aperta. E Pinzi non si smentisce perché rientrava oggi dopo un lungo periodo e ovviamente ha ammonito, ma d'altra parte è veramente forse il cuore dell'Udinese Pinzi a livello di giocatore, no? Insieme a Domizzi che ancora non è rientrato. Allora ci fermiamo, abbiamo ancora da passare insieme 40 minuti dove naturalmente vi daremo i finali della Serie D. Il finale del Pordenone che tra poco finisce, vedremo se riusciamo a collegarci col Bottecchia, finali della Serie A, ma soprattutto tanta allegria e tanta musica con i nostri ospiti. A tra poco! L'altra serata, il nuovo spettacolo ed una nuova trasmissione da vivere tutti insieme. Martedì 10 marzo al Black Lantern, Aviano, le splendide voci di Silvia Smaniotto, Mirna, Serena Rizzetto, sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare, la danza, il cabaret, presenta e non solo Enrico Pellizzari. Martedì 10 marzo, ore 21, The Black Lantern, Aviano e su TPN Telepordenone, il primo show domenica 15 marzo, ore 21:15. A marzo sbocciano folli occasioni. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Lavatrice Smeg classe A+++, meno 50%. Inverter 8 kg a 599 euro invece che 899. E tante altre occasioni shock. Solo da Vich Make It Outlet.
Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Narduzzi Mobili, ultimi giorni, ulteriori ribassi, sconti fino al 70% su cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, bagni e complementi. 3.000 metri quadri di pure occasioni. Ultimi giorni, ulteriori ribassi. Dalle Narduzzi Mobili a Domanins, Rauscedo, aperto anche la domenica. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. Got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. No, ma dai, ho poco da fare. Allora, bentornati. Era un momento un po' tragico, sì, perché il Torino ha segnato al Torino. Si dice che Benassi abbia fatto il secondo gol, in realtà è un autogol dell'Udinese, quindi adesso la situazione a Udine è Udinese 3, Torino 2. Vi segnalo anche che è uscito Maxi Lopez ed è entrato Amauri al suo posto. Raccontaci, Alice, l'azione del gol. Sì, perché io ero a mangiare, quindi... Autogol perché Benassi... Benny Benassi. No. C'è qua Marco Lucchini. No, ha colpito un giocatore dell'Udinese, ignoto, non l'ho visto. Il giocatore ignoto? Ignoto, esatto. Come di nome di fatto. Come il Milite. È andato in porta e quindi autogol. Autogol.
Che però, no, Marco, nelle regole di oggi... C'era stata una contestazione perché un giocatore era nella fascia laterale, era al di là, ma era un fuorigioco ininfluente. Come Vediamo se riesco a risalire in qualche modo. Benny Benassi? Pensa che poi è della zona, no Benny Benassi? O sbaglio? Tu che sei cultore, dopo ne parliamo. Benny Benassi, sì, dovrebbe essere di questo. Perché di questa mi sembra che sia di grado addirittura. Gemma. Abbiamo Daniel in collegamento da San Vito. Allora, vediamo se a San Vito è successo quello che sperava Daniel. Prego Daniel. Ciao Giovanni, oltre che ha pareggiato la San Vittorio sta anche vincendo 2-1, hai visto? Ah, vedi che bene. In giro di un minuto ha segnato 2 gol. Il primo l'ha segnato Sannino e il secondo stiamo ancora discutendo se l'ha segnato Geremia o l'ha segnato il nuovo entrato Pudu, che è entrato da qualche minuto. Però la cosa più importante è che la San Vitesse sta vincendo. Ecco, ricordiamo che Pudu è originario di Merano, no? Sì. Sì. Dal cognome. Parla a stento l'italiano, lui parla sul tirolese austriaco. Sì. Ho aperto il collegamento sentendo una bellissima voce, immagino di chi era, giusto? Era della nostra Eleonora. Immagino, sì. Caro, tanta roba oggi, sai. Allora, non ho sentito, scusate. Non importa, fai finta di niente tu, ma non ci interessa. Grazie a Dani. Grazie a Dani. No, Daniel, se potevi ripetere. Ho detto che ho sentito una bellissima voce, ho detto ad essere Leonora. Grazie. Allora, grazie a Daniel. Nel frattempo alcune partite, grazie a Daniel naturalmente, ti aspettiamo per il finale. Comunque era Piris. Chi? L'uomo dell'autogol. Ah, l'uomo dell'autogol, sì. Allora, alcune partite terminate in Serie D e allora andiamo subito a darvele in maniera un po' sciolta, cioè non in ordine alfabetico, perché purtroppo sugli aggiornamenti che abbiamo a computer non sono in ordine alfabetico. Alto Vicentino 4, Montebelluna 0 terminata. Confermiamo la pareggio della Triestina, quindi Unione Ripa la Fenadora, la Triestina 1-1. Finita anche a Monrupino, dove purtroppo gli amici del Krasnodar perdono, ma hanno segnato il gol, e quindi 1-2. Finita a Sacile 3-0 per la Sacilese. E attenzione a Padova, i biancoscudati sono stati fermati dall'Unione Arzignano, detto anche Arzichiampo, per 0-0. Le altre partite non ce le danno ancora terminate, no. Allora, naturalmente siamo qua in attesa per darvi i finali di tutta la Serie D, mentre l'eccellenza vi ricordo che finisce come la Serie A più o meno alle 5:15 con i recuperi. A Pordenone è finita, il Pordenone ha perso per 1-0 purtroppo con l'Alessandria. Ricordiamo che dalla fine del primo tempo il Pordenone in 10 per l'espulsione di Simoncelli. Sì, ma per non dire doppia tutto ammonizione. tu, perché sennò Moreno non mi dice più nulla. Abbiamo scusami. Moreno. Però per segnalarti prima delle variazioni. Sì. In eccellenza Cordenos Zaule, purtroppo per il nostro simpatico Franco Tugliac, 4-0. E un'altra variazione che non so se ti ho già segnalato, Lumignaco Torre 2-1. No, il Torre fa un gol, quindi Lumignaco 2, Torre 1. Allora andiamo allo stadio Bottecchia. Peccato Moreno, perché il secondo tempo il Pordenone ha assunto le redini del gioco, ma alla fine non ce l'ha fatta. Peccato, sì, perché comunque bisogna sempre dire che eravamo contro la prima in classifica, quindi una squadra di tutto rispetto. Abbiamo giocato bene, sicuramente non si può dire che era stato un brutto Pordenone, da recriminare le classiche occasioni che riusciamo a sciupare durante la partita, però insomma speriamo bene, insomma, se questa è la prima in classifica, speriamo che con le altre di riuscire a fare almeno qualche punticino che ci serve per questa agognata salvezza. Senti, a parte il nervosismo in campo, no, che mi sembra sia il trade union di tutte le partite del Pordenone, no? Perché i ragazzi in campo anche oggi si sono visti molto nervosi, no? Sì, diciamo che io non li giustifico, perché chiaramente non bisogna innervosirsi, però c'è da dire che quando i cartellini si alzano sempre contro di te, quando non ti fischiano le cose, quando c'è anche l'arbitro che dal canto suo ti fa innervosire. Poi devo dire che un paio di giocatori dell'Alessandria erano veramente irritanti oggi e comunque non sono stati puniti, però cioè, questo comunque non giustifica il fatto che restiamo sempre indietri, che prendiamo un sacco di cartellini eccetera eccetera. Dovrebbero anche un po'
lavorare sui nervi, diciamo, i nostri giocatori. Sì, ma ad esempio io notavo Moreno anche sul pronti e via di Pordenone Arezzo, che forse sono proprio le squadre avversarie che improntano la partita, visto che sanno di questo carattere. Esatto. E noi abbocchiamo sempre puntualmente in questa trappola, niente così, ormai poi sei nel mirino degli arbitri, quindi chiaramente ogni cosa te la fischiano, ogni cosa viene vista anche più di quello che è. Ricordo il primo cartellino su Simoncelli, che a mio avviso non c'era. Però questo è un po' l'andazzo. Poi quando ti fai la nomea di squadra pallosa, di squadra alla fine poi sei anche un po' bersagliato. Dovrebbero lavorare anche un po' sul comportamento, cercare di evitare almeno l'evitabile. A questo punto, Moreno, quanto pesano i punti persi nella partita con la Cremonese e nella partita col Gianni Erminio, no? Partite stradominate, però finite col pareggio. Pesano tantissimo perché comunque lì erano punti che andavano fatti per forza, anche per il divario tecnico che si è visto in campo, insomma erano dei punti da portare a casa, anche il pareggio di mercoledì scorso con Albino Leffe, insomma non puoi permetterti di perdere punti, anche perché la squadra, vedendola giocare, è nettamente superiore degli avversari che sono nella stessa parte della classifica. Diciamo, oggi è riuscita a tenere bene testa a un Alessandria che è primo in classifica, che è una squadra di tutto rispetto. A maggior ragione dovrebbero riuscire a incamerare punti con le squadre che sono in classifica più bassa. Le occasioni le creano, però alla fine si fatica a portare a casa il risultato, i 3 punti, insomma. Una volta che diceva altre cose, no? Si fatica per il pane, vabbè. Niente. Ed è sempre la festa della donna, Tifi. Per quello, infatti. No, ma con Moreno si può, perché lui è un burlina come noi. Moreno, senti, i programmi del Pordenone Fan Club Caffè Nogaredo per la prossima partita. Allora, la prossima partita, se troviamo una corriera che ci porta a destinazione, cercheremo di trovare qualcuno, insomma, che non decida a metà strada di riportarsi indietro per altri motivi, insomma. Ricordiamo come ci si informa per venire in trasferta con voi. Basta guardare o telefonare al Caffè Nogaredo, oppure seguire su Facebook, su Caffè Nogaredo, appunto lì vengono pubblicate le notizie in tempo reale man mano che si sviluppano, insomma, le trasferte o quanto di più. Adesso non so come si stiano organizzando per la prossima trasferta, dobbiamo ancora vedere, dobbiamo ancora parlare. Quindi è ancora tutto da decidere. Dov'è la prossima trasferta, Moreno? Prego? Dov'è la prossima trasferta? Non mi ricordo neanche. Benissimo. Sono talmente fuso. Vediamo se riesco a dirlo io agli amici che ci stanno ascoltando da casa, sempre se il nostro computer a carbone va a Pavia, quindi Pavia Pordenone. Pavia, sì. Esatto, il 14, quindi sabato prossimo alle 16. Altra partita proibitiva, il Pavia è in testa proprio insieme all'Alessandria, in testa alla Lega Pro, quindi le prime 2. Bene, allora per tutti gli amici che volessero appunto partecipare a questa trasferta a Pavia, ricordiamo Pavia che è una società in mano ai cinesi, non comprano solo i bar ma comprano anche le società di calcio adesso, si possono rivolgere appunto al Caffè Nogaredo a Cordenons-Clavons, chiedendo di Moreno o di Silvia, oppure possono andare sulla pagina Facebook, appunto, Caffè Nogaredo Pordenone Fan Club. Salutami Alvise e digli che domani mattina vengo a bere il macchiatone. Benissimo, te lo farò trovare lì, speriamo non faccia nottata, che arrivi insomma decente e che sia lì domani mattina a bere il macchiatone insieme a noi. Grazie Moreno, grazie, buon pomeriggio. Grazie a voi, buona domenica, ciao. Serie A. GP, mi impossesso un attimo della linea per dirti che a Empoli, l'Empoli ha pareggiato col Genoa con gol di Barba Papà, sì. Barba Papà,
Beh, che è morto da poco anche Chi, il Barbapapa? creatore della... Ah, sì? Sì, è una notizia di questa settimana. Sì, è vero, confermo. Ecco, vedi che sei attuale senza volerlo. Ecco. Poi a Udine è uscito Pinzi ed è entrato Badu, ma Vague si è infortunato, ha fatto tutto da solo per recuperare un pallone, quindi penso che l'Udinese sia momentaneamente in 10 o sto... Ma non mi sembra sia ancora rientrato. quindi l'Udinese momentaneamente da un paio di minuti sta giocando in 10. E soprattutto l'Udinese non esce più da Marco dalla sua metà campo, mi sembra. Sì, beh, effettivamente sono continui attacchi. Siamo un po' col fiato corto. Anche se sono un po' confusi. Attenzione, bellissimo grande gesto parata di tecnico. Carnesis. Indoviniamo chi ha fatto la rovesciata? Ah no, Mauri, pensavo fosse Quagliarella, perché di solito questi colpi sono da Quagliarella, no? Sì, no. Bellissimo, bellissimo gesto tecnico di Mauri e grande risposta del portierone Carnesis. Gemma. È arrivato un messaggio da parte di un telespettatore o telespettatrice, non lo so, non si firma, e che ha voluto puntualizzare giustamente e dice Benassi è di Modena. È vero. Benissimo, grazie. Ecco, aspetta, perché poi dice che grandi intenditori e intenditrici di calcio che siete. Forza Alessandria. Non so se era ironico o no il messaggio. Ma non lo so. In ogni caso, intenditori di cazzate sicuramente. Sì, no? questo siamo laureati in quello. È nata la trasmissione, non per niente si chiama L'altra domenica, perché se no l'avremmo chiamata La solita domenica, cioè quello che fanno tutte le altre emittenti. Non so perché Forza Alessandria, forse l'amica o l'amico è piemontese, no? Comunque, o gli sta sulle palle il Pordenone, può essere, non lo so. Comunque, prego. visto che se no non parliamo mai di calcio, è entrato Bubinic al posto di Vague. Si chiama Bubnic, non Bubinic. Sì. Ma questo è per dimostrare che non capiamo un cavolo di calcio. Un cavolo di calcio. Scusami. Quindi Udinese di nuovo in 11. Gemma. C'è una domanda per il nostro Lucchini e dice: scusate, il Marco lì in studio fa Burò di cognome? Sì. Sì. Nome d'arte è Lucchini, di cognome invece Burò. Perché? Non so, adesso tu hai svelato un po' troppo, non so se in fascia protetta siamo, si poteva dire questa cosa della privacy in fascia protetta? Ha confermato lui che è Burò. Benissimo, non lo so, non si è firmato, ha chiesto. Non è nei miei contatti del telefono, no? Non è, no, altrimenti avrei letto il nome. Allora, vediamo se ci confermano tutta la Serie D, sto aspettando, sì, la Serie D, no, si sta giocando ancora a Legnago sta vincendo sul Mori, Sandro Stefano per 1-0, tutto il resto, e anche a Clodio Sottomarina si sta giocando, ma oramai penso che sia un finale perché 5-1 difficile negli ultimi minuti. Allora andiamo a riepilogare quello che è la Serie D di questa 25esima giornata del Girone C. Alto Vicentino Montebelluna 4-1, Bianco Scudati Padova Arzichiampo 0-0, Clodiense Mezzo Corona 5-1, Dro Fontana Fredda, purtroppo per gli amici di Fontana Fredda 1-0, a Castelfranco, no scusatemi, il Giorgione Belluno, Castelfranco Veneto, Giorgione 0, Belluno 2, Castelpengo Union Pro 1-2, Legnago Mori Santo Stefano, l'unica partita che non ci danno ancora il definitivo, l'1-0, Sacinese Tamai 3-0 e la Fenadora, Union Ripa, la Fenadora Triestina 1-1. Invece in eccellenza siamo giunti esattamente come la Serie A, più o meno al 40esimo. Chions Vesna 0-0, Cordenos Zaule 4-0, Lumigliaco Torre 2-1, San Vitese Oltre 2-1, Tolmezzo Cerris Muzzano 1-0, ricordiamo giocata ieri, Manzanese Virtus Corno 1-3, Tricesimo Gemonese 1-0 e UFM Monfalcone ISM Gradisca 3-0. Allora, Alice, a parte avere il giocatore, cioè a parte avere il fidanzato giocatore con la barba che gioca in Italia ma non nell'Udinese, no? Ha fatto Miss Topolini, questa bella manifestazione, è una Miss, pensate che a Trieste è da una vita che viene organizzata, la Binice, l'agenzia che la sta organizzando in questi anni, l'anno scorso era il 10° anno di Miss Topolini, ma in realtà è una Miss che, per dire, a Trieste è più Miss Topolini che non Miss Italia o altre Miss, proprio è l'evento della città di Trieste. E alle ragazze, alle concorrenti, non so come si chiamano, concorrenti, sì, le concorrenti, vengono effettuate anche delle mini clip. E allora io vorrei farvi vedere quello che abbiamo a Pordenone, la redazione di Pordenone, Gemma, quello che ha rimaneggiato sulle immagini appunto tratte da questa clip molto più lunga. Noi l'abbiamo un po' accorciata, un po', vedete, anche con una bella base musicale, se ce la fate sentire anche in studio. Eccola qui la nostra bellissima, ho detto come Alice, bellissima, una L sola, Alice De Sabata.
allora, prima, attenzione, quasi gol per il Torino, è uscita veramente di un soffio. Allora, adesso, visto che c'è qualche maschio che sta perdendo in studio, anni di vita. prima, Francesco, lei si è un po' sminuita dal punto di vista fisico, adesso l'abbiamo vista nella sua bellezza. Com'è la Alice? Una bellissima donna, una bellissima ragazza, no? Ragazza, certamente. Tu non puoi parlare, lo so. No, però tu prima hai chiesto come si chiamassero quelle che partecipano ai topolini, si chiamano? Le topoline? No, le tope. Le tope, benissimo! Ricordiamoci questo. Lo dico io che qua c'è la festa un'altra perla della giornata. Mirna è una bellissima ragazza, perché prima si era un po' criticata, no? Ha detto ma io qua, là, no? No, è bella, una bellissima mamma mia, ragazza. sì, Poi sì. anche molto simpatica, no? Sì, Perché è sì, difficile venire qua in studio. Aspetta, chi era il nano lì? No, lui è il mio carissimo amico che ho conosciuto oltretutto a quell'evento. Beh, siamo ai miei livelli. Avevi i tacchi, questo è da dire. Quindi, Sì, ma scusami. Quindi io adesso la farei alzare, la metterei di fianco a te Esatto. senza tacchi. Vabbè, alzati Alice, Quindi tanto ci fai una l'abbiamo figura sempre fatta, quindi non è un problema. Aspetta, lì aveva i tacchi. Ecco. Lei ora non ha i tacchi. Sì, ma allora lì con i tacchi, torniamo a far vedere l'immagine, io le arrivo a metà testa, no? Vediamo con i tacchi. Ma si Ricor- dice che lui avesse i tacchi. Gli arriva il mento. Ah, lui aveva i tacchi. Ecco, perfetto. Lui aveva i tacchi. Grazie Alice. Ed era un concorrente di Sì. qualche mister vario. Sì, era Mister Topolini, quella era la semifinale. Ah, la semifinale, ho capito. Proprio un topolino quello. Ma Proprio proprio Topolino. un criceto. Un criceto. Come si chiama? Grazie all'amico che ci sta Sì, guardando. come si chiama che lo salutiamo, Si Alice? chiama Mattia. Ciao Mattia. Ah, ricordiamo a proposito che l'autore No, si chiama Mattia delle foto di Bravo. Miss Topolini e di tutti i contributi audio, video e fotografici è un carissimo amico mio che si chiama Mattia Minazzi, che fa rima con Gazzi, 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 Gazzi. giocatore del Torino, ovviamente. Gualassi, dai. Come me? Gualassi che è un cantante, Gualazzi, che è un cantante musicista. Bene, allora io direi che tornate a suonarci un pezzo, che sono le 5 meno un quarto, che poi parliamo anche di una bella web radio dove sia Mirna che Marco conducono delle trasmissioni. Lei ovviamente non poteva fare una cosa normale, fa una cosa notturna particolarmente erotica. Sì. No, vabbè, non è che è erotica, in realtà sarebbe informazione, oltre che ovviamente ci sono anche delle battute e scene divertenti, se no diventa Ora solo monotono. dite che ho fatto radio per oltre 20 anni, quindi so cosa succede da una certa ora in poi la notte. Vero Gemma? E ben 5 Scusa, minuti di stavo recupero segnando Udine. delle variazioni in eccellenza. Va bene. Perché all'improvviso è 5 minuti di successo... recupero. Di tutto. No, Allora, l'unica partita che era rimasta 0-0, adesso all'improvviso Chios 2 Vesna 0, quindi è proprio... Chios 2 Vesna 0, tra poco tutti gli aggiornamenti e i finali, E i finali. anche dell'eccellenza. E tra l'altro ci ha risposto l'amico che ha fatto la domanda al nostro Marco Lucchini prima, dice fammi un favore, sono Adriano Baita di Sacile, salutami quel bel faccino di Marco. Lui? Sì, beh, certo, Certo. e digli che mangi meno. Ma la TV ingrassa. Sì, anche perché Beh, è vero. se poi, siccome noi siamo in 4 terzi, se vedi in 16 noni schiaccia in particolare. No, in realtà JP pesa 50 kg, sì, no. No, Però io peso la oltre 80 e dovrei pesare 70, questo è il mio problema. Udinese in attacco, fermi, contropiede, Nulla, palla Madonna. direttamente Sulla ex tribuna sud. nei nuovi lavori della tribuna sud. Ha detto, vediamo se Cone. 5 minuti di recupero, comunque nessuno mi ascoltava mentre lo deliravo, però Avevamo cose più interessanti di cui parlare. perché vedete? giustamente se noi parliamo di calcio non siamo noi. Tra poco allora tutti i finali dell'eccellenza, ribadiremo i finali della Serie D e vedremo i finali della Serie A. E nel frattempo Mirna, Francesco e Alessandro Ci cantano e ci suonano Un amore da favola, Mangio troppa cioccolata, che è un brano di Giorgia, che è la mia cantante preferita. benissimo. Ma siamo sicuri che Alessandro ce la fa, non li becca un colpo se succede qualcosa? Spero di no, che Facciamo magari pausa, mi dirà Perché lo vedo che sta soffrendo Sì. in questi momenti. che
Piano col cajone, mi Certo, raccomando. certo. Con cosa? Col cajon. Con Con cosa? Col koala? Gemma? Il tuo strumento preferito il koala, no? Esatto. Prego. Dove andiamo questa sera? Sulla mia pelle il tuo corpo mi sfiora. Prova a chiedermi un sorriso, perché ho messo il mio rossetto deciso. Sono lì quando mi chiami, io non lo so quello che pensi di me. Guarda che non sono una bambola, io in tutto quel che faccio ci metto l'anima, sogno un amore da favola, ho tanto bisogno di te. No, perché poi Giorgia fa delle canzoni particolarmente difficili a livello vocale, Sì, no? sì, Visto il timbro, soprattutto l'estensione che ha. Che io devo chiedere poi ad Alice, lei ha altro che danza, no? Chitarra, poi cosa hai detto che facevi a livello di sport? Ho fatto un anno di Zumba. Un anno di Zumba? Vediamo in realtà cosa fa Alice, vediamo la foto. Eccola qui. Che macchina guidi? Formula 1? Perché tutta Vodafone è quella tuta Questa era la di tuta, Formula 1. era la tuta di Formula 1, però era per la Vodafone, dovevo È fare finita volantinaggio. Finita Udine, abbiamo vinto finalmente 3-2. Applauso, ci autoapplaudiamo. E siamo riusciti a vincere in casa soprattutto. Scusaci Marco, ma purtroppo il parterre. Io posso fare un saluto? Certo. Io vorrei salutare un allenatore dell'Academy, Sì. che è Andrea, Sì. che mi prende in giro e mi dice nessuno mi ascolta quando parlo in trasmissione. E ha anche ragione. La Comunque, domanda loro non mi ascoltano a lavoro, qua non mi ascoltate in trasmissione, quindi non No, ma cambia poi nulla, visto, sono abituata. visto che è la festa della donna, a parte Alessandro, quando parla una donna, quando mai un uomo l'ascolta, voglio dire, no? Questo è il concetto, o no? Hai ragione. Vero? Bastano le donne che ascoltano, anzi le donne fanno rec, non ti ascoltano, ricordo. Fanno rec, ho capito. Allora, Allora, è finita tutta la Serie A. bene, allora, vediamo tutti i finali, dai Ele. Allora, Chievo-Verona-Roma 0-0, Incredibile. Empoli-Genoa 1-1, Parma-Atalanta 0-0, Udinese-Torino 3-2. Quindi per il nostro gioco 2x1 mi prendo questa libertà. No, non è il 3x1, è 1x2. 1x2, sì. 3x1. Grande offerta di risultati qui da noi, con 3 risultati ve ne regaliamo uno. Vi aspettiamo. 3x1.
Comunque Alice si può portare Alice si porta a casa le 6 bocce di le vino. bottiglie perché è finita X per Parma Atalanta e 1 per Udinese Torino. Benissimo. Oggi non ce l'ha. Eva, ritorna, ti prego. No, la faccia che Alice ha detto all'inizio puntata, Marco che non capisce niente di calcio, no? Tutte e due le ha azzeccate. È la fortuna del principiante. La fortuna del Per principiante. non essere volgare. Ecco, cioè, sti cazzi? No, cioè che anzi bastava. No, ma è stata la scena più bella, penso, di tutto l'anno di trasmissione, con Alice che continuava. Cosa hanno scritto? Ma hanno scritto. Cosa hanno scritto sullo schermo? Cioè, C'era Mille che voleva dirmi qualcosa. No, niente. Che mi devi fare questa figura di cioccolato? Visto che mangia pane. No, niente. Allora, Sto solo gesticolando. Stavi solo gesticolando. Allora, sia Marco che Mirna, parlavamo, fanno dei programmi su una web radio, che è una web radio molto oramai inserita nei nostri territori, che è Wideline Radio, trasmette dal centro commerciale Meduna di Pordenone, e tu fai il giovedì sera. Yes, faccio il giovedì sera, il programma si chiama Spritz Hour, Sì. è un programma che ho diciamo portato da un'altra esperienza Che era radiofonica, TPN, che era Energy TPN, Radio, va vabbè. bene. E il programma va bene, dalle 19 alle 20:20 abbiamo ospiti in studio, sempre dal mondo della notte. Certo. La musica è più rivolta all'ambiente della musica house, magari cantata, vecchia e nuova, cioè, quindi il programma sta andando bene. Tra l'altro sapete anche che, anzi per chi non lo sapesse, che ci sarà un futuro delle web radio, visto che dal 2018 si dice che chiuderanno gli FM, quindi le tradizionali frequenze. Diventeranno e quindi digitali come le televisioni, in pratica. le radio dovranno passare tutte su web e andare in digitale, quindi noi siamo già dei precursori da questo punto di vista, Certo. anche se comunque chiaramente negli Stati Uniti le radio sul web ormai hanno già una diffusione Certo. enorme, con milioni di contatti, di accessi. Qui ancora... Sì, come d'altra parte anche negli Stati Uniti le web TV spopolano, quando invece in Italia al momento non stanno ancora ottenendo risultati. Che casualmente su questa radio c'è anche un programma di Mirna. Sì, volevo anche aggiungere che comunque c'è già l'applicazione che potete scaricare Tra l'altro, per il vostro certo. telefonino per ascoltarci ovunque, quindi anche se siete in macchina Esatto. c'è questa possibilità. Io conduco insieme ad Irene Guglielmi, che è un'altra cantante, il lunedì sera dalle 21:45 alle 23:15 un programma che si chiama Sex and The, quindi ogni settimana ci sarà un argomento legato al sesso, quindi a livello informativo ma anche ovviamente giocoso, insomma. Poi ci sono tutte le canzoni che riguardano magari quell'argomento. Abbiamo fatto per esempio Sex and the Food, quindi abbiamo parlato di cibi afrodisiaci o di cibi che possono contornare una serata d'amore e di sesso. Io pensavo quello che mangi subito dopo. Perché sai che quando si finisce Lì si va subito a praticamente si mangia mangiare. tutto, quindi. Poi Lì io- si mangia tutto, benissimo. Perfetto. Poi io ed Alessandro qualche volta Mangiate facciamo tutto. sì, Io vi ricordo che siamo in fascia protetta. La che- moralizzatrice vi ricorda che La signora della domenica, chiaramente. Io e Ale conduciamo anche qualche volta i live, che è un programma che va in onda il sabato dalle 11 alle 13, sempre su Wideline Radio, ed è un programma dedicato ai musicisti emergenti. Benissimo, tornare perché siamo quasi in chiusura. Quelli che sono, se la Gemma, ovviamente adesso che vado a leggere i finali dell'eccellenza, se la Gemma mi segue e Ti mi seguo corregge se benissimo, sbaglio. GP, sono più attenta. Se Comunque sbaglio- ci sono state altre variazioni, quindi Allora, vediamo, ribadiamo la Serie D, ricordiamo si giocava la 25esima giornata, e allora Alto Vicentino Montebelluna 4-1, Bianco Scudati Padova Arzichiampo 0-0, Clodiense Mezzo Corona 5-1, Dro Fontana Fredda 1-0, Giorgione Belluno 0-2, Crasne Peng Union Pro 1-2, Legnago Mori Santo Stefano 1-0, Sacinese Tamai 3-0, Drafenadora Triestina 1-1. Invece in eccellenza si giocava la 23esima giornata, gli anticipi di ieri: Manzanese Virtus Corno 1-3, Tricesimo Gemonese 1-0, Monfalcone ISM Gradisca 3-0. Oggi pomeriggio Chions Vesna 2-0, Cordenos Zaule 4-0, Lumignaco Torre 2-1, San Vitese Oltre 2-1 e purtroppo per i nostri amici di Carlino e Muzzane Turniano, Tolmezzo 1, Charlis Muzzane 0.
Oh, non per niente qua a Mirna, perché è cominciato mercoledì scorso una nuova serata collegata a questo programma, si chiama L'altra serata, è un programma in cui diciamo abbiamo voluto andare a rivisitare quello che era il vecchio varietà televisivo. La prima serata si è svolta mercoledì scorso appunto all'Adriatico a Villota di Chions. Devo dire che è venuta veramente tantissima gente e la prossima, che ci sarà anche Mirna Brancotti, ci sarà anche Alessandro e forse anche Francesco, si terrà martedì 10, aiutatemi, marzo, in una bellissima località che è ad Aviano, in piazza, una bellissima birreria su Trepiana che è The Black Lantern. Oltre a Mirna a cantare ci saranno Silvia Smagnotto, Serena Rizzetto, ci saranno sfilate sia di moda che di intimo. In più ci sarà la comicità e, come al solito, presenta, e non solo, il grandissimo Enrico Pellizzari. Quindi noi vi aspettiamo veramente tutti, perché? Perché poi ci saranno le telecamere di Telepordenone che riprenderanno il tutto e andrà in onda la domenica sera. La puntata che abbiamo girato mercoledì scorso a Villota di Chios all'Adriatico andrà in onda domenica prossima, quella di martedì 10 andrà in onda domenica 22, naturalmente in prima serata su Telepordenone a partire dalle 21:15. Siamo in chiusura, allora io voglio salutare assolutamente Francesco e ringraziarlo per essere tornato a suonare qua con noi. Alessandro, purtroppo ti vedo martedì, ho chiesto a Mirna di lasciarti a casa, addirittura le ho detto cerchiamo di distrarlo che ti porto a casa io. Niente da fare. No, ma dovevi dare una mano a me a coprirmi con le modelle, queste cose qua. Ma perché oggi dovevano esserci altre? Siccome lei per me è intoccabile non ho potuto farlo questo, hai capito? Mirna, noi ci vediamo martedì insieme a tutti gli amici che ci verranno a trovare. Grazie Mirna. Con Alice ci vedremo presto perché bisogna continuare a scherzare e soprattutto dobbiamo scoprire chi è il calciatore di cui è fidanzata ma che non gioca nell'Udinese. Che è anche un attore. Che è anche un attore, esatto. L'appuntamento con Marco Lucchini. Le prossime date dove suoni, Marco? Nei locali? Si saprà, stiamo facendo dei progetti. Si saprà, quindi non hai ancora niente di fissato? No, abbiamo delle date che sono però più avanti, a Treviso, al Trevissa. Hai date da dare? Da fine marzo. Fine marzo, tra 3 settimane, non è che... Cioè in pratica non se ne ricorda GP, adesso non girarci intorno. Non se ne ricorda. Lui deve sapere. Aspetta, Mirna vuol dire qualcosa? Noi siamo invece con la band Mirna Rock and Soul il 13 marzo al Gallone a Tavagnacco, il 21 marzo sempre a Movida a Sacile, il 22 marzo invece con il trio elettroacustico I Mirni. No, cioè lei si ricorda le sue date, sta leggendo il 10, tutto. Il 10 aprile siamo di nuovo al Black Lantern in trio e il 18 aprile invece a Rocktown a Cordenons con la band perché festeggeremo i miei 20 anni. Non era il 18? Mi hai detto che dovevo accompagnarti a fare la patente, che volevi delle lezioni di guida. No, sono 20. Ah, era per venire forse ti sei sbagliato con un altro. No, era per venire via in macchina con me che ti facevo lezioni di guida, dai. Scusa, è inutile che prendi in giro Mirna, che dici leggere le date, sono tantissime in tantissimi posti diversi. Tu non ti ricordi neanche quello che ti dico 2 minuti prima, cioè, e prendi in giro lei. Cosa mi sono dimenticato? No. Qualunque hai detto che mi sono dimenticato che abbiamo detto. Allora, se noi ci accordiamo per una cosa del tipo ho un inviato in linea, tu va bene, vai in diretta, te lo scordi, se non te lo ricordo io te lo scordi, ma tu hai sempre la scusa, quindi lascia stare Mirna. A me per tutti i motivi. Sì, aspetta, mi è arrivato un messaggio che vogliono massacrano. il nome del pusher della cantante. No, mi dispiace, sono gelosa. Gelosa anche del pusher. Lei è gelosa. Deve stare attento anche il pusher. Va bene, ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Gemma naturalmente, ringrazio... Scusa GP, ci chiedono in chiusura come ha giocato il Pordenone, in una parola dillo perché siamo veramente... Una partita tanto cuore, purtroppo l'Alessandria... E poco vabbè. No, vabbè, ma anche poca fortuna, d'accordo. Solito problema del nervosismo in campo, infatti come al solito ha finito in 10, ha giocato più di metà partita in 10 e sicuramente non era l'Alessandria la squadra con cui fare i punti. Ecco. Questa è la chiosa su quanto riguarda Pordenone Alessandria. E poi ciao a Tullio che dice auguri a tutte le donne, stasera cosa donate? Io ho un calcio... No? Un po' di cervello direi a questo punto. Va bene, benissimo. Allora, Eleonora Mazzari, grazie ancora alla donna della domenica, la nostra Barbara D'Urso friulana, come dico sempre, che è quasi un'offesa, infatti. Ti voglio bene anch'io. L'appuntamento, se vorrete passare una bella serata, è martedì sera ad Aviano, al Black Lantern, a partire dalle 21, e se no, scusate, domenica pomeriggio, sempre qua, alle 14, torna Eva, ci sarà Eleonora e tanti altri ospiti. Grazie a tutti, buona domenica, buona festa della donna e ci vediamo più avanti. Ciao a tutti, ciao, grazie.